Io non ci credo, io non ci credo, io non ci credo. Signori, bentornati, belle mie, in questo nuovo libro e in questo nuovo contenuto multimediale. Signori, minchia, ci sono 67 giga di aggiornamento, sto aggiornando adesso, perdonatemi. Pazienza, vabbè, tanto la connessione veloce sono già al 30%, quindi nel frattempo che installa l'aggiornamento, noi ci raccontiamo la nostra vita e del perché siamo qui tutti insieme riuniti, bellissimissimi. Allora, quando vedo se qui va tutto bene, penso proprio di sì. Luca Brambilla, buon tonno. Mimina, buon tonno. Luis, bello mio, anche tu hai messo la mia foto come immagine del profilo. Mamma mia. Così che ti voglio salvare. Quindi Luis e Salvatix si stanno accoppiando. Attenzione, Filicco, mamma mia, sto sminchiando. Filippo Falchi, buon tonno. Luca Bleva, amore mio. Serpicus, buon tonno. Bob, la mania del football, buon tonno, bello mio, come stai? Buonasera a tutti, buonasera. Spero state tutti bene. Serena Di Tommaso, buon tonno. Allora, Emanuele, bello mio, MC, Pilo Russo, bello mio cuginetto del mio cuore, perché siamo, abbiamo qualcosa in comune. Mi salute, Power, Kevin Aganello, buon tonno, bello mio. Allora, vediamo, siamo ancora a 35%, ma io devo chiamare Molesto, raga, devo chiamare Molesto per dirgli di fare l'aggiornamento. Ora lui ha la connessione di merda, almeno che ha l'aggiornamento automatico. Vediamo, li chiamo, raga, e vediamo che cosa mi dice. Vediamo il nostro Molestino. E non prende un cazzo, non prende il telefono, madonna. Simona, buon tonno. Pino, buon tonno. Niente, non rispondo. Milioni di euro di telefono e poi non serve un cazzo, Molesto, non serve un cazzo. Allora. Chiara, bella mia, amore mio. David Alessandro, buon tonno. Pino Giuffrida, Andrea Merchiori, buon tonno, bello mio. Perdonatemi ragazzi, ci sarà un po' di attesa perché devo aggiornare, madonna. Devo aggiornare. Oggi forse non ci sarà warning. Io volevo provare le pistoline. Siamo al 43% comunque. Ciao Serena. Mary Ferri, buon tonno. Buon tonno Riccardo. Mamma mia quanto siete gasati oggi. Dai che oggi spacchiamo tutto. Madonna di una ladra di cazzi. Dai. Gianluca, ciao, mi saluti? Ormai ci siamo anche se scherzi. La maniera del fuori, 20 milioni di win in singolo senza Molesto. Vediamo. Se Molesto ritarda una singolo me la sparo. Michele Ceci, perdo mio, ti ringrazio brother per il complimento. Mario Caputo, fanculo 90 giga di gioco. Ma tanto aggiornano che io ho già paura, raga, guarda. Sto tremando, raga. Perché ora già finisce che apro il gioco e hanno sminchiato tutto ciò che funzionava. Perché è sempre così ogni aggiornamento, ragazzoni. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel like tattico alla live, così spingiamo prima di iniziare. Fabio F. Bottorno, bello mio. Anno prossimo ti vogliamo a Lucca Comics. Intanto quest'anno sarò a Milano, ragazzi. Allora il 24 ci sono alla fiera di Milano. Quindi chi di voi sta andando a Milano, così in caso ci incontriamo, ci facciamo 4 selfie. Ma non mi serviva la figa, bello mio, non ti ho letto. Perdonami, bro. Puoi picchiarmi in privato. Thomas Coceba, bello mio. Floral B, benvenuto, brother. Mirko lasciami fare, guarda Luis che dice al moderatore lasciami fare, lui va contro tutti perché è difeso da me, diglielo Luis, banniamo Mirko piuttosto, diglielo bro cazzo. Ha dovuto disassemblare mezza play per l'aggiornamento, ma è ridicolo raga, è ridicolo. Sto gioco è ridicolo, siamo al 56%, il bello che Battle.net scarica pure lento rispetto a Steam. Giuseppe Giovanni, buon tonno, Alessio Città, buon tonno, Michele hai fatto bene a passare su YouTube. Ma guarda, a me YouTube mi... Certo, mancano tante cose, raga. Io vi dico la verità, io su Twitch, diciamo, il principale punto di guadagno che avevo io su Twitch erano le estensioni, raga. Io facevo tanto di estensioni, tutti i beat, i bang, i sbremsi, il no audio e tutte queste cose qui. Su YouTube purtroppo non ci sono. Io oggi ho cercato, raga, ma... perché sto cercando di mettere gli alert pure per quando si usa la super chat, per quando iniziate a seguire, per quando vi abbonate, tutte queste robe qua con tutti gli alert e le animazioni. Il problema è che non ci sono le estensioni su YouTube. Ciò significa che non posso mettervi tipo i bang, tutte quelle robe lì, a meno che riesco a trovare un modo per fare con la super chat, se riesco per esempio con €1 attivi un suono, con €2 ne attivi un altro e così via, capito? Se riesco lo faccio così. Giovanni Purpura, buon tonno, bello mio. Gabriel Serra, bello mio, come stai?
Fai una raccolta delle tue kill morti migliori. Ma è il bello, sai qual è? Che io una volta che pubblico la clip, la elimino. Cioè dovrei riscaricarmeli dai video fatti. Però diciamo che i miei video non sono, cioè sono editati per essere raccontati più che far vedere l'azione, ecco, quindi è un po' un casino. Ma vabbè, ma basta prendere i miei vecchi video e sono tutte morti e bestemmie. Ora sto migliorando un pochino, faccio qualche kill. Colletti Nicola, buon tonno, bello mio. Lo so, sto facendo l'aggiornamento. Siamo a 69, signori, numero incredibile, 69. Si è bloccato qui, anche il gioco si è emozionato con questo numero. Attenzione. 70, ok, abbiamo distrutto tutto. Matteo, benvenuto, brother. Rido come un coglione quando vedo le tue clip. Bello mio, dai. Rido come un coglione, guardalo lì. Grazie, brother. Peppe Matrix, saluti da Palermo. Bello mio. Michele Ventriglia, da quanto tempo? Da ieri, è ripassato ieri se non sbaglio. Però comunque, quanto tempo, bello mio. Quanto hai pagato il PC che scheda video ha e quanti gigabyte è? Allora, di memoria ho 1 tera che devo tra l'altro espandere in qualche modo in caso prenda un hard disk esterno, ma sono povero, tanto povero, raga, mamma mia, stai FTN per povertà. Il PC l'ho pagato ai tempi 2000, ma poi io l'ho cambiato il processore, gli ho cambiato le RAM, devo cambiare il case, insomma, vabbè, fai quasi 3000. La scheda video è una 3060 Ti che era buona ai tempi, ora un zerbangazzo. Ci sono spese. Giorgio, amore mio bello, mo cognato. Allora, ma se sai cosa si fa oggi? Devo aggiornare intanto e poi oggi si bestemmia, brother, come qualcosa di nuovo, facciamo così almeno. Facciamo qualcosa di nuovo, non l'abbiamo mai fatto. E via la fine comunque ce l'hai l'uomo. L'uomo pelato che sta nella copertina sì, è molesto, però non è pelato per scherzo, è pelato. Bello mio. Ciao Capillani. Bello mio, Steffo pazzo, scusa in ritardo, ma no, figurati brother, sto aggiornando, ancora manco abbiamo iniziato. È giunta l'ora di accoppiare qualche topo e adesso è il tempo che si aggiorna, raga, spacchiamo tutto. Oggi voglio provare le pistoline, raga, voglio mettere o pistolina da Kimbo o single, ma voglio usare le pistole, non so perché ieri quando mi avete fatto usare queste pistole mi ero un po' gasato, no? Sì, ma ho preso il mio PC, allora se costa così tanto il mio PC è perché io l'ho preso in un periodo sbagliatissimo, raga. Io giustamente avevo fretta di farmelo, ho trovato l'occasione di prenderlo a rate e l'ho preso, ma calcola che la 3060 Ti io l'ho pagata 800, oggi la mia stessa scheda video identica la prendi 350, 400, proprio che è già cara, capisci? Quindi io ho pagato tutto quello che vedete qui il doppio, oggi ti fai il mio PC uguale con 1300, 1500 lì. Forse anche meno, non lo so, in base a dove appunto comprato. Ehi bella, amore mio, finalmente ti ho letto. Il Fennec ad Akimbo? No, non c'è. Solo le armi secondarie. Puoi metterle ad Akimbo, tranne i bazooka ancora. Purtroppo ancora non si può fare il bazooka così, ragazzi, non è troppo OP. Sei il mio youtuber preferito, Sky. Già che mi chiami Sky, vale tutto, cazzo, grazie. Perché sono stato messo in timeout? Che ho detto? Allora, Salvatix, se sei in timeout è perché spammi. Spammi significa è il modo gentile di dire che hai rotto il cazzo. Più o meno. Diglielo, Mirko. Attacca. Tipo. Ecco, vedi, te l'ha pure detto. Spammare significa ripetere lo stesso messaggio di continuo, brother. Per questo ti mettono così. Poi c'è Memina pure che è aggressiva. Anzi, Mirko sta prendendo un po' il suo posto perché diciamo che dopo un po' di giorni di moderazione anche lui si è trivellato un po' i coglioni. Diglielo, Mirko. Sii sincero con la gente. Il 50 GS da Kimbo, quello devo provarlo. Comunque aggiornamento al 94% e io dovrei chiamare ancora Molesto. Mi ha detto 2 minuti e arrivo. E me l'ha detto alle 21:20. Tipo sempre, Salvatix. Se risponde, secondo me sta cagando, raga. Quando è così Molesto caga, che entra nel suo loop, non lo so, è tipo una zona, la comfort zone. No. 98%, 98%, dai signore, dai che ci siamo quasi, dai che ci siamo quasi. 98%, dai gioco. Ah no, freddo ancora no, dai. Da me ci sono, che 18 gradi, allora ce li ho riscaldati. Attenzione. Dai che ci siamo quasi, 99, colpo di scena, dai, gli ultimi 212 megabyte, dai, 127. Dai che si blocca, Battle.net di merda. Mi dispiace, raga, che l'ho dovuto fare ora l'aggiornamento. Cioè, boh, non pensavo c'era un aggiornamento, ma anche se non pensavo di 67 giga.
Ok, gioca. Adesso ora mi riavvia il gioco. Devi riavviare il gioco. È sempre così. Xbox o Play? Io gioco da PC, però sono fan Xbox. Proprio per il pad, per tutto. L'unica cosa buona della Play sono le esclusive, secondo me. Secondo te indovina da dove viene? Beh. Oh, vabbè, può essere che sei siciliano pure tu, viva la figa, tanto ormai. Più o meno. Dai, skippati, gioco del Ecco che cosa hanno aggiornato, che non si può skippare il filmato. Allora, quanto vedo qua, se si vede, raga, un attimo. Guarda che si sminchia tutto, ok, che si vede. Cioè, ci credete che non mi fa skippare, raga? Non so che cazzo succede. Cos'è? Perché? Cosa hanno aggiornato? Cos'è? Niente. Io ti disinstallo, io ti disinstallo. E non posso fare un cazzo. Ma non è che hanno... che cosa è successo, raga? Qualcuno di voi sa che cosa hanno aggiornato? Perché 67 giga, raga, mi sembra è pesante. Hai finito di farmi vedere sta presentazione di merda? Controllo aggiornato. Ma è cambiato tutto. Ma dove cazzo sono, raga? Ma è Warzone? Calma, stiamo calmi, stiamo calmi. Luca, buon tono, però. Allora, io che cosa ho avviato? Giochi. Warzone. Avvia Warzone. Non me lo dire. C'è di nuovo... C'è un altro aggiornamento. 17 giga questo qui, dai. Dai. Sarà veloce. Sarà veloce. Ma io ho installato MV3 allora. No, non penso, manco ce l'ho io MV3, è impossibile. Perdonatemi, raga, un altro aggiornamento. Che due coglioni. 156 giga, ma qualcuno di voi sa che cosa hanno fatto con questo aggiornamento? Cioè, ci sono nuove armi nel gioco, non lo so, hanno già messo le armi di MV3 su Warzone, perché non ci ho capito niente. Sì, ma probabile, Christian, è probabile. Sì, ora un altro. Però non so perché a 0% mi dice, però in teoria l'ho finito. Sono a 15 giga su 17. 17? Ah, in teoria ho finito. Vediamo. Ok, gioca. Stiamo avviando tutto, raga. Aspetta un attimo. Sa aggiornare i corna, bravo, bro, sicuro. Allora, vediamo. Speriamo che non esplodiamo, raga. Cosa molto probabile. Sì, proprio è cambiato però un po', raga. Aspetta che vi... cambio la schermatina incredibile. L'unica cosa è che io con tutti questi aggiornamenti fatti in live ho paura di esplodere. E qua ci sono gli shader, sto facendo 20 fps. Sa che oggi non si gioca, raga, guarda. C'ho sta sensazione. Secondo me esplodiamo, raga, sto gioco sta diventando troppo pesante. Io non ce la sto facendo più con la scheda video, ti giuro. Ok, allora, che cosa è successo? Allora, intanto già hanno cambiato tipo MV3, la schermata, i colori. Accede subito le funzionalità di tua mamma. Va bene. Mia mamma la puoi trovare nella chat globale. Bene. Ha tutti i canali e i servizi dove puoi scegliere cosa farti fare da mia mamma. Va bene. Impostazioni separate. Se non ti piace mia mamma puoi scegliere anche il padre. Va bene. Ok, chiudere il pannello del padre. Va bene. Il pannello. Perfetto. Come sono livello 1? Che cazzo hai aggiornato? Aspetta, mi stai sentendo male, che cosa significa? Aumentiamo un attimo il volume che non sento niente, tra l'altro. Perdonatemi, il gioco... Che cazzo è successo? È esploso... No, non è esploso niente. No, sì, si è riavviato il gioco. Perdonatemi, aspetta, raga, perché sono... non ci sto capendo un cazzo, che non so che cosa sta succedendo.
C'è l'ottimizzazione, c'è... Speriamo che non esplodo. Riavvia sub, sì, ma... Mi sale la rabbia, porca puttana, perché 3 volte si riavvia. È l'unico gioco che dopo un aggiornamento si riavvia. Cazzo, Ark per esempio, l'ultima volta l'ho aggiornato, raga, aggiorni e basta. E giochi. Qua invece no, l'aggiornamento richiede tua madre. Poi l'aggiornamento richiede di nuovo che riavvii. Aspetta un attimo, stiamo fissando delle robe. Poi entra e non funziona niente. Già che ero livello 1. Mamma mia che bordello che fa sta musica. Aspetta che vi abbasso un pochino così vi evito di soffrire come soffro io. Forse, vediamo. Che cos'è? Che cos'è? Allora, intanto perché non si vede il gioco? Un attimo, eh. Perché voi non vedete il gioco, madonna, di un gioco? Aspetta un attimo che vedo di... Ok, vedete il gioco? Fini. Allora, siamo su una schermata che non ho mai visto in tutta la mia vita. Perché c'è il volume così alto? Ok. Mamma mia, ci siamo. Non è mai cagato. No, mai più ste robe. Perché c'è la musica così alta? Oh, volume musica. La metto così, si sente così alta? È buggatissimo, scusa. Toppa è buggato. Molesto, aspetta che sta succedendo delle robe. Che? C'è un aggiornamento. Ah, era questa, Chiedo volume scusa musica a tutti, filmata. ma ho avuto Un cagarello? da fare... No, avevo una riunione. Però c'è un aggiornamento da fare, lo sai? Nah, sono tutte male lingue. Però pesante, guarda che io l'ho appena finito. Già che so un video io. C'è l'aggiornamento shader, un attimo, devo aspettare. Si è buggata la musica, bro. Si è buggato il mondo. Tu sei molesto o ti sei buggato? Io sono male... Cosa? To. Che succede? Se ti sei buggato pure tu? Ok. Ah, sto entrando sul video di sta amica. Io l'avevo già fatto sta giornata. Ah, e me lo potevi dire, bro, che c'erano Te 30 l'ho milioni detto di 3 giga. volte, dalle 18 alle 21, ma tu non ascolti? Perché ascolti Ciuffo Rosso? Ciuffo rosso. No, allora, intanto ti saluta il nostro carissimo Giorgio e il nostro Abel che ti saluta con grande astuzia, con grande amore insieme a Mimina che ti lancia pure 5 cuoricini rossi. Rossi come i miei capelli. Allora, signori, intanto io stai esurando. L'aggiornamento, il coso delle shader è stato fatto e dato che Molesto non c'è ci facciamo una singolo. Ah, io sto entrando. No, vabbè, ma tu ancora perdi tempo ad entrare in caso mi faccio una singolo. Che tempo perdo? Guarda come gli manco, raga, vedete? Allora. Spiegami che tempo perdo. No. Ma che vada un riavvio, ma nulla di che. Però io studio, tu studi e gli studia. Che tempo è? Perso. Bravo. Dai che ti aspetto. Ma siamo in Kazakistan, si è fatta la VPN. Dove cazzo si vede? Informazioni, account e rete, informazioni di rete. No, siamo a Santo Stefano, fatemi attivare la VPN. Esci e torna al next. Attiva, intanto a me fa il precaricamento. Vai, aspetta un attimo raga che attiviamo pure la VPN perché sennò trova le lobby di super fenomeni incazzatissimi. Allora connettiti in Kazakistan. Non lo saluto perché non è qui e non merita, quindi. Warning, il nostro sudato oggi manca mi sa. Non c'era oggi, giusto bro? No. Ciao Luigi. No, oggi no. Il nostro warning. E gli sudava pure il culo ieri. Black Lizard, buon tonno PRO. Come stai? Capobianco. Oddio. Viva la figa. Guarda quanti cuoricini rossi. Questa è una dichiarazione. Io te ne metto tanti. Io bro mi preoccuperei di una roba del genere, eh? Cioè non vorrei dire. Questa qui è una dichiarazione vera e propria. Zombie. Acquista Modern Warfare 3. Allora
ritorno, andiamo sul ritorno. Dai che si gioca, finalmente ragazzuoli, perdonatemi l'attesa, ma adesso siamo pronti, incredibili. Dai però, avviati, perché è così lento sto gioco? Io non ce la faccio. Che è successo? Perché si riavvia? Per fare una live io devo prendere prima un calmante. Un calmante. Allora, sto gioco io non ho capito come cazzo funziona. In teoria io non ho MV3, quindi perché mi si riavvia il gioco? Perché apro Warzone, ma è come se fossi su MV3. Vabbè. Comunque, negozio, cosa hanno aggiunto? Sempre sordo, buono. No. Allora, rotazione. Gianluca, va a cagare. Di nuovo l'audio mi si è alzato, madonna. Ritorno coppia. coppia. Non capisco un cazzo. Manco io, bro. Benvenuto nel mio mondo. Allora, nel frattempo che aspettiamo Molesto, ragazzi, okay, ci facciamo la pistola. Non ti trovo, bro, devi invitarmi tu. Aspetta, si è bloccato. Che cazzo? Fucile d'assalto, usiamo il custom seguito da una pistolina. La pistola in questione. Ah, ok. Minchia, la Magna, voglio provarla. Diamo questa, raga. Diamo come questa. Guardala lì. Ma l'audio disco è bassissimo. È una merda. Ah, ma tu ce l'hai bassissimo là. Io invece al contrario. Sì, ma è inutilizzabile sta roba. Ma uccide, dici? Vabbè, nel dubbio, dai, la proviamo. Mi ha invitato già? Connessione? No, adesso stavo un attimo. Vediamo come va. Più di questo. Solo che devo un attimo. I volumi mi serve. Molesto parla? Ah. Ok, tu ti senti, il gioco si sente. Dovremmo essere a posto, eh? Bene. No, io aspetta. mi sento, io ti sento a te. Perfetto, vediamo il volume dello sparo se è troppo alto. Perfetto. Vai Molesto che siamo tutti gasati qui. Cambiamo l'operatore, mettiamo un operatore che sia fumato al punto giusto. Dov'è quello fumato tanto? È lui? Guardalo lì. Ti seguo. Vediamo mosse. Riesco a vederti. Mi si è sminchiata, mi sa pure, secondo me pure la grafica si sarà messa potente. Ora farò 2 fps. Io uso tutto basso perché sennò esplodo. Ah no, tutto molto bassa. Bene, ok, perfetto. Risoluzione, va bene, bene. Se vuoi mi faccio una single mentre tu fixi tutto, eh. Lethal Queen. Ah, mi ha invitato? Guardalo lì. Passi Lost e vediamo se siamo in Kazakistan nel frattempo. No, perché non mi collega? Vabbè, cazzi, senza VPN. Tanto le nostre, tanto le mie lobby, dai, posso credere che saranno esageratamente forti. Dai. Cioè, in fondo noi troviamo solo lobby bot. Chi devo mandare a cagare? Mirko? In questo momento vorrei veramente ci fossero tutte quelle persone che nei commenti mi dicono sempre: dai, trovi solo lobby bot quando vi faccio vedere la kill. È normale che se vi mostro una clip dove io uccido qualcuno, è ovvio che in quel caso vinco io, ma non vi mostro tutte le volte in cui prendo il cazzo nella stessa lobby. E niente. Cosa ne pensi sì, del mi dissocio? No, io dicevo a Luigi, anche meno, Chi è Luigi? Luigi 13. Mi rispondi porco di Oslai. Sky. Perché ti stai rivolgendo così male? male? Non è per il porcone, è per gli Sky. Appunto, cioè come ti permetti? Sky, a me. Dimmi Luigi, vediamo che cos'hai di interessante da dirmi. Dimmi, sono tutto orecchi.
Baciamo le mani. Peppe Killer. Peppe Killer. Aspetta, Peppe Killer. Peppe che tu non sei nuovo. Io ti conosco, bro. Io ti conosco. Dimmi solo se sei di Vittoria. Se sei di Vittoria sei chi dico io, vero? Cosa ne pensi di Serpicus 79? Penso che... Hai presente il nostro pianeta? Immagina quanto sia grande, no? Ed è la stessa cosa... Cioè, la stessa dimensione la assumono i miei coglioni ogni tanto. Alla fine Luigi non scrive un cazzo, poi gioco e mi dice ehi Sly rispondi, poi non gioco perché leggo e non scrive niente. Poi mi rigiro, ehi Sly rispondi, allora ti devo bannare perché è l'unica soluzione. Diglielo bro, diglielo che le dobbiamo bannare. Voglio partecipare anch'io alle lobby bot, dai che ti invito, Pau. Non so, intanto vediamo che lobby è. Oh, magari incontriamo una lobby facile veramente, speriamo. Sento il suono strano, raga, ma hanno migliorato l'audio? Ma Sembra... vedremo. Sembra una merda. Ma faccio... No, bro. Che Ah, ok, si è fissato. Dio mio, facevo 30 fps. No, ma io c'ho l'audio malissimo, altro che fissato. Aspetta, c'è qualcosa che non va. C'è Volume... qualcosa. Volume voce Che più non va. basso, volume così più... effetti ok, chat vocale così, volume filmanti 10, brani di guerra 30. Perché è comunque così alto? Mi abbasso io un po' le cuffie, raga, mi dà fastidio così alto il gioco. No, non voglio morire. Oh, io devo provare sta pistolina, raga. Mamma mia, ci esplodo malissimo già, me lo sento. Vai bro, carico. Carico. Dai, tanto la prima è perdenti, Giusto. Anche perché stavolta, raga, non abbiamo fatto partite di riscaldamento. Quindi vero, io avevo quella questione da risolvere. se perdiamo è per questo, capisci? Non perché... Per questo. Devo vedere solo una roba, perdonatemi. Passare un pochino qua. Bene. Allora, vai, dai, rivai, dai. Vai che è nostra. Dai che vinciamo la prima. No, qua scendiamo e moriamo subito. Uno già davanti. Non riesco, smiro che è una meraviglia, bro. Aspetta che sono freddissimo. Un attimo. Muori. Ma bro, sento i suoni stranissimi, bro. Hanno fatto qualcosa all'audio, Una Zallodi, Forse uno è qua sotto di noi. No, dal mio lato sono. Occhio che mi spara, gli ho lanciato un bombardamento, Allora, quindi sono sopra? Ce l'ho alla mia destra. Io sono qui, nella porta. Ma io li sento, sono tipo qua da qualche parte. Dammi un'arma decente. Sempre le stesse. Vengo da te. Secondo me erano da me. È tuo? È mio. Era qui, è sceso. Però sento l'audio, ti giuro, stranissimo oggi. Ma che cazzo è? Io ho una piastra in meno, È tipo acuto, raga. Proprio che ti infastidisce, no? Oh, qua da noi mi sa che c'è gente. Allora, c'è qualcosa, raga. Bro, io sento passi tipo quando sono qui, ma non sono qui. Quindi o hanno migliorato l'audio. Cassa di minchia. Vediamo se erano qua. Forse anche il loot da terra. Io stesso non me la ricordavo si trova. Scendo pure io. Da me, bro. Ti giuro, sento delle robe, bro, ma non vedo gente. Io sento passi, non vedo nessuno. Appunto, allora vedi che c'è qualcosa. Andiamo sopra. Forse sono qua. No, qua sopra. No. Cazzo è? Fatto uno. Sto impazzendo. Uno è qua. Dai, one. No, non ci sto capendo niente, bro. C'è qualcosa che non va nell'audio. Mi sto confondendo. Dai, torna qua. Ma io sento passi di continuo, bro. Li sento pure mentre sono in volo, quasi. Tua ma... Quanti? Uno. Sul tetto? Sì, era sul tetto. Cambio i bassi? Boh.
Vediamo un'altra modalità, magari non è più buona. C'è qualcosa, raga, l'audio è stato toccato, sicuro, è impossibile. C'è per forza qualcosa che non va nell'audio. Cioè che in teoria è buono, per carità, perché li senti i passi. Il problema è che talmente non ci sei abituato a sentirli così che non sai mai dove sono comunque. Poi mi sparano e lo sento piano. Cioè sento i passi più forte dello sparo. Ecco che cos'è strano. È pieno di gente, Anche qui da me, sì, ma dai. Cioè, pure dall'altro tetto. Ma non rompetemi i coglioni, dai, per cortesia. Sì, sopra di te c'è un po'. Craccato uno lì. Ma perché sento... Oh, mi sto... Bro. Ti giuro che sto impazzendo. No. Quelli a terra. Ce n'è un altro sull'altro tetto, sono senza colpi. Sento l'audio, bro, indescrivibile. Ma ho le cuffie al contrario, no. Sono due, uno è craccato. No, sono in due. Sì. Niente. Ah, Dio mio. Peccato però, cazzo. Devo... un attimo. Sistemate l'audio, ma... Cioè, ma ti giuro, sto impazzendo, bro, Stranissimo. Allora, gli spari... Gli spari sono piano. I passi al massimo. Pazzesco, bro. Perché tu spari e sembra che hai silenzio di tomba mentre spari. Ma è stranissimo. L'hanno fissato. Direi che l'hanno fissato. Proprio grande Activision. Grande realismo. Il passo fa più rumore dello sparo dell'arma, raga. Attenzione. Questo sai perché? Perché Activision fa le cose così, secondo me, bro. Tipo, sono 6 season che rompono i coglioni che l'audio è una merda. Ora dici, ah, non sentite i passi, ti è qua. Ora il passo è più forte, sembra di avere tutte le donne con i tacchi che camminano in casa. Volevi i passi e ora sentirai solo i passi. Porca puttana, è stranissimo. E comunque non lo so, perché sto home titre qua fa cagare. Vediamo. Home titre. Come cazzo si chiama? Potenzia bassi Home cuffie, titre. metto questo. Oh, la musica non la voglio sentire più, basta. Volume voce, no, 10. Mi sta sui coglioni la voce. Musica in gioco 0. Effetti. Chat vocale, vabbè. Minimo. Vabbè, tanto la chat vocale è solo quando si lamentano loro, ci sta. Brani di guerra. Vuoi un brano di guerra? Allora, vediamo come va adesso. Io, raga, un attimo, fatemi ambientare su questa roba. È meglio Warzone vecchio, ma 1000 volte, tipo. Giuseppe Zito, buona sega, bro, buona sega. Allora, Halo Duty, buon tonno, vero mio. Sì, da una parte è positivo, infatti, cioè mentre spari senti meglio i passi, ci sta come roba, però appunto, cioè dall'oggi al domani ti cambia tutto sto comparto audio, no? Ed è strano, no? Insomma, esatto, sembra che sia tipo buggato, sembra che sia c'è qualcosa che non va, magari è solo questione di un paio di partite. Perché è positiva come roba, raga. Vai, concentrato, focus. Ford focus, dai. Dov'è che si abbandona la lobby? Carmelo Scattamaglia, buonasera, brother. Come? No, niente, dopo quella battuta volevo abbandonare lobby, live, vita. Cioè, quale battuta? Sono già dimenticato. Focus. Ah, Ford Focus. Bro. Smettila di sparare dal tetto, tu. Ah, ma speriamo che sia forte questa pistola. Però se vuoi provo io dopo la VPN. No, ma dopo ci devo riprovare perché... Ma più che altro per la latenza. Faccio 51 senza VPN. Cioè, io raga, vi faccio notare solo sta roba. Poi commentate voi cosa ne pensate di Activision. Io senza VPN risulto in Sicilia a Santo Stefano e pingo 52 in Sicilia. Mi collego in Kazakistan e pingo 35. E ho detto tutto.
Quindi io non lo so come funziona, con quale logica. Però vabbè. E niente. Marco Alberio, buon tonno, proprio. Allora, minchia, mi sono lanciato subito, bro. Ho notato. Vabbè, palazzone sia. C'è gente. Vado. Vabbè. Ovviamente trovo un cecchino io. Almeno tu l'hai trovato. Trovo le revolver. Non mi apre il paracadute, porco di quel... No, c'è la mina. Dai, L'hai presa tu? e avanti con le mine. Pezzo di merda. Tu e le mine, stronzo. Oddio. C'è uno che sale la fune. Dai, salta, mamma mia. Ci sono armi lì. No, bro, fa cagare qua. Hanno cambiato, penso, il loot. Mi hanno ascoltato finalmente. Vado a pescheria io. Dai, muori. Porca madonna. Pescheria pieno di gente. Aspetta che c'è un casino. No, bro, me ne devo andare. Sì, scappa. Vai via. Sento i passi dei cavalli. Sto uscendo pazzo con tutti quei passi lì. Mamma mia. C'è uno qua. Dove? Proviamo. Aspetta, provo a venire da te. No, sono morto. No. No, forse no. Vengo? Devo scappare. No, resta lì che vengo io. Mamma mia, raga, ti giuro che mi sto confondendo. Vengo io anche perché mi servono armi, piastre. Sì, qua c'è un po' di tutto. Allora, hanno fatto tipo 30 UAB. Salgo. Soldi abbiamo. Volendo possiamo fare pure il lobby, però. Lì a Palazzone, Dio mio, mi tentava la situazione. Ci vorrei riandare. Ah, aspetta, qua c'è lo shop, bro. C'è lo shop, possiamo fare il lobby se sali, eh. Anche se poi ci pushano quelli di Palazzo. Merda. No. Se evitano di pusharmi in 18. Ma dov'erano? Sotto? Sotto. Allora, bro, faccio una cosa. Vado a Palazzone, uccido tutti. Proprio tutti. E poi mi sveglio sudato, va bene? Ah, ok. Se no, se mi aspetti allo shop. Audio? Sei già a Palazzone. Sì. No, la mina. No, non è possibile, è pieno di mine. Prova. Pazzesco. Sali. Sali! Guarda, sono morto. Stanno salendo dal tetto. Bro, i passi si sentono da Dio, ma non va bene. Non apre il paracadute da ste finestre, io ve lo dico che sono 2 volte. È stranissimo, che lobby del cazzo. È stranissimo, bro, sento i passi, non lo so, sono tutti dietro di me. Con sto nuovo audio. Minchia, ti viene il panico. Preferivo non sentirli. L'hai fatto? Oh, va. No, sto andando al lobby, non è stato un bombardamento. Poi hanno nerfato il paracadute. No, che classe di merda che mi sono preso. Guarda, sua madre, quanti cazzi succhiava. Dai cazzo. Minchia, one sono. Non ho più piastre. Perché non si vede niente, ma loro hanno una vista, picciotti, è pazzesco. Vedo che c'è una classe di merda non adatta a queste lobby. Dimmi che c'è lo shop. No, non c'è lo shop. No, l'hanno già aperto. Al... No, non l'hanno già aperto.
Aspetta, Castello? forse c'è gente qui da me a prigione, non c'è. Dai, ma già lo sanno, ma come No, non sono morto. Ma? Hai quitato? Ok. Pensavo di essere esploso. Che inviterei tutte quelle persone che mi dicono lobby bot, le farei giocare qui, voglio vedere, devono farmi 30 kill, se no li vengo a cercare, ti giuro, fino alla casa. 30. Ma dai, ma ne ho fatte 29. 30. 30 devono essere 30. Ne ho fatte 31. No, 30. 30. Aspetta, 30. devo collegare. Non posso giocare senza VPN, ti prego. Tra l'altro hanno aggiornato l'Agofast. C'è stato un aggiornamento e hanno fissato anche loro. Prima si connettevano, no? Infatti, stanno imparando da Activision. Mai collaborare con Activision, raga. Cioè, ti giuro, sto uscendo pazzo, bro. I pasti, ma dimmi che non è un problema solo mio. No, anch'io li sento. Hanno migliorato l'audio, ma in un modo pazzesco. Cioè, ma migliorato relativo. Cioè, nel senso, io sono sul tetto, sento quelli sotto come se ce li ho a 1 metro. Hypnotic buon tonno, non ridere! Ora di nuovo mi apre qua, poi faccio Warzone e si riavvia il gioco. Sicuro. Guarda. Ed è per questo che non si collega, perché facendo così... No, hanno neutralizzato l'Agofast. Che poi qui non sento un cazzo. Io... Ah, guarda. Raga, domani facciamo live su Hello Kitty. Installalo. No, beh, sì, dai. Un gioco alternativo. Allora, io praticamente facendo così... Io facendo così non posso attivare l'Agofast praticamente. A sto punto. Perché no? Perché in teoria l'Agofast tu attivi e apri il gioco. Però quando apri il gioco ti avvia Warzone. Mentre qui quando apri il gioco... Vedi? Aspetta, confermi di voler tornare al Kodak Q. Perché ti apre prima sto... Però devi attivarla tu a sto giro. Ci provo, dai. Mettiti nella Nigeria più selvaggia, vedi tu? Cioè, pazzesco. L'altra. Perché in teoria, che cosa hanno fatto? Quando tu apri Warzone, ti apre una specie di menu generale, no? Dove tu puoi scegliere se andare su MV2, su MV3 o su Warzone. Però questo gioco è tipo, cioè come se fosse un gioco a sé, no? Quindi io attivo l'Agofast, avvio il gioco, ma apro questa roba con l'Agofast. Che sta roba non serve a un cazzo, è soltanto una via di mezzo per scegliere poi dove vuoi giocare. Quindi poi quando tu dal gioco scegli di giocare a Warzone, è come se avviassi Warzone senza l'Agofast. Cioè praticamente io finì a giocare con l'Agofast. Bene. Ottimo. Anche l'altra VPN. Ma in tutto questo il nostro Alessio scrive tonno riumare. Vedi, prova a collegarti tu. Mamma mia. Comunque l'audio sì, è migliorato, vabbè, però è un po' esagerato. Cioè, nel senso, senti i passi e... C'è il menu per andare su Verdansk, ma magari. Sta a Chica, poi già era una mappa... Diciamo, il clima non era dei migliori. Ora che l'hanno fatto con sta nebbiolina così è proprio orribile. Cioè non si vede niente, è proprio... Ma a livello di bilanciamenti, non lo so, dato che hanno introdotto l'audio di MV3, può essere che adesso i cecchini one shot, no? Tipo... Ti immagini? Ci voglio provare. Io mi sa che devo... Però per provarci devo mettermi i colpi allungati. Che se no one shot. Nigeria. Mamma mia. Che traumi. Da Shika a Kakashika è un attimo, esatto. Dai bro. Sto provando l'altra, solo che mi sa che devo...
riscaricare il server, tra virgolette. Vediamo. Io voglio... Sì, sì, aspetta, mentre tu provi, aspetta, voglio fare un altro tentativo. Allora, esci e torna al desktop. Perché vedi che ti fa pure... Vuoi tornare a Call of Duty quartier generale, tipo... Allora, io avvio qui. Conferma la posizione in gioco. Allora, se io faccio avvia. Call of Duty. Cazzo significa Call of Duty? Io devo avviare Warzone, porco di quel... Gioca. Eh no, ma... Che due coglioni. Che due coglioni sta roba. Oggi, raga, pazzesco. Quando aggiornano mi viene voglia veramente di... Solo avessi i soldi, andare lì in America, direttamente da loro, parlare con i programmatori e dirgli: senti, omuncolo, che minchia te viene da testa quando fai gli aggiornamenti? Non vedi che ci sono mille problemi, Manfredo Miano di sto gran cazzo? Non vedi che stiamo bestemmiando perché qua non si riesce a giocare? Porco di quel cane. Ecco, guarda. E niente, incursione. Vedi, questo qui è come se fosse... non so che cosa. Però se faccio ritorno, vedi, si avvia Warzone. Cioè... non posso più usarla io la VPN. Aspetta che forse l'ho fregato. Farmi guardare Italia 1. Grande. Italia 1 esiste ancora? Italia 1, almeno. Niente, comunque no, senza Aspetta, VPN. forse l'ho fregato, vediamo. Aspetta che ovviamente entro da una parte, poi devo uscire per 109 entrare giga su dall'altra. console? Sì, no, ma ormai è pazzesco. Quindi qui non mi ha collegato. Sto facendo l'ultimo tentativo per vedere. Intanto entro io, vediamo se ce l'ho fatta. Vabbè, sti cazzi, eh. Dai, giochiamo a come dere. Aspetta. Mamma mia. Prova ad accendere il monitor. Mi ritorno. Hai ragione, avete ragione, raga. Dai, facciamo sto tentativo di molesto. Io. Adesso mi esce, mi entra dall'altra parte, infatti. Ok, sta entrando. Cioè, ma tu hai capito che hanno fatto il primo gioco dove devi avviarlo 2 volte? Sì. Cioè, raga, ma cioè, stiamo scherzando. Cioè, questo gioco si avvia 2 volte da PC. Perché tu apri il gioco, ti manda su quella schermata, scegli il ritorno, si chiude, si apre Warzone. Quando invece apri Warzone e basta. No, troppo facile, troppo facile. Dobbiamo complicarvi la vita. Pazzesco, pazzesco. No, vabbè, ma comunque, ragazzi, secondo me prima di fare i programmatori, non lo so, pulivano cessi, facevano qualche altra roba, perché è impossibile che questi qui. Interfaccia. Proprio un posto di lavoro sprecato. Possibilmente c'è gente con tanto talento per fare il programmatore, minchia misero a 4 scopine, veramente, per fare un gioco. Fallout 76. Non ce l'ho manco installato, bro. Su console PS5 dice che non posso accedere ai servizi online in attesa di rete. Ci pigliassero a fuoco. Ti capisco, bro. Io, guarda, sono in live da 48 minuti e non ho ancora giocato. Dai, bro. Sti cazzi se non sei connesso. Non mi fa vedere dove siamo. Siamo a fanculo, dai, invitami. Cercala tu. Sì, ti invito perché... Eccolo. Siamo a Phnom Penh. Ah, ci sono stato una volta. Eravamo insieme, mi pare. Sì, sì, ci sono stato. Vai, vai, vai. Ma dove cazzo ti sei collegato? In Cambogia. Ma basta questa Cambogia, ti dico Nigeria. Non funzionava la Nigeria. Ah. Ti ho invitato comunque. Ah. Ah. Vada. Che Cambogia sia. Siamo a Ping Pong Pam. A Bim Bum Bam.
Mamma mia, raga. No, comunque, raga, la prossima volta che fanno l'aggiornamento io o salto la live o non lo so, o portiamo qualcos'altro, perché non è possibile. Vai di Allora, Ark. ho paura a usare il cecchino, ho paura a usare l'assalto, il pompa ho paura pure. Gioco di pugni, mi sa. Di tonfa. Mamma mia. Lasciate stare Mimina che è l'unica che può mettere le H dove vuole. Aspetta che ti rispondo in chat, bro. Esatto. Ghost Dog ti ha invitato nel suo party. Cioè, dopo un'ora e mezza che combattiamo KVPN, tu vuoi togliermi dal pim pum pam. Allora, dai che ci stiamo. Comunque, non one shot il cecchino. Ok, ok, mi fido ciecamente, cambio subito. Rimetto il cecchino così, normale. Bro, abbiamo trovato i cambogiani. Dici? E che Cambogia sia. Vedi, arrivano a tribù. Oh, come si bestemmia in cambogiano? Che cazzo ne so. Porco pim pam pim. Ai, Dio mio, it's dirty, brother. Perché sei così? La natura è stata proprio infame. Hai il video in ritardo di almeno 5 secondi. Sì, sì, è normale, è normale. No, ma lui così è nato. Chiaro, ci proviamo. Ci proviamo. Madonna. Vado a vedere e torno subito. Ma oh, fammi sapere, viva la figa, veramente. Tanto mi associo ogni volta che ti chiamo, devo ricordarmi. Allora. Mamma mia, l'audio quanto è cambiato. Mamma mia. Dobbiamo abituarci a sta roba. Ma che cazzo sei? È un cambogiano. Cambogia? It's crazy. Noto streamer della Cambogia. No, 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 mi piace. Cioè, raga, oggi non me la sento con il cecchino. Devo gasarmi con gli assalti. Ah, cioè, ma si può hittare un nemico così senza nemmeno craccarlo con il cecchino? I cambogiani qua sono dei draghi, Ma tu infatti, vedi? E poi le sponsorizzano ste VPN. Raga, io quantomeno con Lagofast ve le ho fatte trovare qualche lobby veramente bot. Ma tutti con sta no lag VPN, tutti questi bordelli qui che non fanno un cazzo. Dove vai e vai trovi i draghi. Riecimi, raga, ma avete tutti la mia faccia come immagine del profilo, raga. E guarda che non è adatta per rimorchiare la mia faccia, raga, io lo dico per voi. La vedo dura, Dai, dai, in effetti ce l'ho dura, ci sta, dai. Allora, vediamo. Facciamo finta che sia la prima partita, raga. Di piastro. Arriva un nemico davanti a noi. Io ancora ho la pistola. Madonna pistola. Ma comunque no, il loot da terra non l'hanno cambiato. Non so perché. Mi è sembrato. Ecco che abbiamo gente. Terra quello lì. Ho formato quello là. Ok, sento però, bro, il volume è veramente. Perché dentro lì c'è gente? Qui? Ah, perché non pinga? Qua. Però guarda che il volume è stranissimo, bro, io mi confondo. Raga, a terra. Conferma l'altro. È strano, bro. È troppo strano. Una mitraglietta questi? Niente, Ma le mitragliette non esistono proprio in generale nel gioco. Mi hanno spottato. Ah, c'è il coso, ah, c'è il bordello. Manco l'ho sentito, bro, il suono del rilevamento. Ma poi... Cioè, solo passi si sentono adesso, praticamente. Guarda se ti spari in lontananza come si sentono tipo bene. Poi ti avvicini e non senti niente. Tira le granate! In teoria sono qui, occhio che hanno lodi. Salgono pure da qui forse? No, no, sono lì davanti. È che c'hai l'audio di merda.
Guarda, 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 ma... No. Oddio. Bro, non vedo niente. Oh, ma cos'è sta nebbia? Io. Uno è craccato, io mi resso. Io non lo vedo. Restati. Bro, aspetta, cerchiamo che non ho armi. Mamma mia, raga. Ma... non muore. Oh, bro, immortale. Non ho piastre, bro. Bro, Gesù, c'era il lobby. Sono nella merda. Sento troppi passi. Sto uscendo pazzo. Ma con quale legge l'hanno fatto st'audio, raga? Mi hanno sparato da dietro. Da dietro, tu eventualmente vai via. No, non ho piastre, dove vado? Ecco, mi ha preso questo. No. Bro. Sono morto. Shh. Guarda, non sento niente, bro. Ma vedi che c'è uno che ha armi strane, boh, io non l'ho mai vista. In che senso? Hanno aggiunto armi nuove? No, erano un viola fluo stile neon. Io non me le ricordo. Può essere la skin quella lì dei 1000 delle anime. C'è un grappolo da me, occhio. No, non era quella. Mamma mia, ragazzi, ti giuro, sto impazzendo. Sento solo passi. Cioè, mi servono una mitraglietta. Esiste a sto gioco del cazzo. Un cesso! Sì. Arrivo. Dammi 115 minuti e sono da te. Dai, veloce. C'ho il cagarello incredibile. Ho sempre paura che mi pushano. Prendiamo la corda, poi andiamo nell'edificio qua a fianco. Vola, bro. Sembra safe. Sembra. No, c'è uno. Dove? Merda. Dov'è? Bro, però le devi dire queste robe. Le devi dire, bro. Non mi vedevi da che parte sparavo. Sì, ma il ping, qualcosa. Se erano due. Mi ha detto c'è uno, lo sparo. Io vado lì, mi prendo una granata nei coglioni. Un proiettile nelle... Erano due, bro. Guarda come si guardano. Guarda, pure te. Guardali, cambogiani di sto gran cazzo. Mangia. La Nigeria. No, non provare niente. Meglio senza... Aspetta. No, ma forse ho capito come metterla. No, bro, fidati. Te non ti ha mai funzionato la VPN con me. Non mi fido più. Mi sono fidato per troppi anni. Questa VPN che a me e a noi non funziona, e c'è a chi funziona invece, non si sa per quale motivo. Chissà. Ma cosa dici, sciocchino? Mentre tu ti colleghi un attimo, devo provare una singola. Fatemi provare una... Perché metto la Nigeria? Sì. O mi collego... Sì, prova la Nigeria, ma non c'è il Kazakistan con no lag? Cambogia 1, Italia 0. Se vuoi c'è il Kenya, Cambogia, Taiwan, Nigeria. Ma mentre il Zak si connetteva in Kazakistan con no lag. No, non può essere. Vabbè. Beh, prova Nigeria. Cioè la Nigeria, raga, in teoria, Dio mio, mi dissocio già solo dei miei pensieri. Allora, molesto, qua chiedono di dove sei. Del Friuli. Io sono della Cina, bro. Luca, io ti ringrazio di queste bellissime parole. Il problema è che vorrei anche giocare in maniera decente. Come vedete io non posso giocare io senza VPN, perché non è possibile per me giocare senza VPN. Ti incontri gente che non che sia fortissima, che poi quello lì anche. Il problema è che, come vedete da quello lì che era a terra, io metto nelle mie lobby normali 45 proiettili per atterrarlo e basta.
come potete vedere, in quello che ho atterrato prima, io l'ho atterrato esaurendo tutto il mio caricatore del Castov, gli ho tirato una granata in bocca e gli ho anche sparato con la secondaria, esaurendo mezzo caricatore anche di quello. Quindi io non lo so che cos'ho, ma il mio personaggio, io in generale, non faccio danno, non faccio un cazzo. Quando mi collego invece in Kazakistan, anche se troviamo lobby di fenomeni, io comunque faccio il danno normale che dovrei fare. Poi che prendo il caso così è un'altra storia. Però almeno giochiamo ad armi pari, o meglio, a danni pari. Hanno rotto tutto, raga, questo aggiornamento. L'audio così è imbarazzante, cioè. Va bene che l'hanno migliorato, ma è esagerato, Dio mio. Sento i passi di quelli che camminano su Ashika mentre gioco a Vondel. Dai, proviamo. Ogni volta che clicco Wars mi fa scaricare un pack da 10 giga. Devi provare a fare una roba, brother. Space, da cosa giochi? Vittoriano. Toriese. Allora, guarda, 59 di latenza. No, troppi colpi ci metto. Guarda. Lui ha 2 piastre, io ho 24 colpi sull'arma. Cioè, mezzo caricatore quasi così. E ha 2 piastre. Cioè, la gente non muore. Guarda questo qui, questo è senza piastre. Guarda quante hit gli ho dovuto dare. Ti sparo coriandoli. Coriandoli totale. Quanti ratti vendi al giorno? Vendi o vedi? Vedi tanti, vendi nemmeno uno. Scusa, 200 giga. Ma che cosa hanno fatto ancora non si sa, raga. A parte aggiornare il menu che... Aggiornare. Che hanno rotto il menu, c'è qualcos'altro. Il loot da terra non è cambiato. La mappa non sembra cambiata, non ci sono modalità nuove. E io che non ho MV3, perché mi serviva installare zombie e tutte ste cagate? Cioè, questo mi sto chiedendo. Che cazzo l'ho installato? Cioè, ho installato un gioco a cui non posso giocare praticamente. Oh, vediamo come va sta single. Tanto da me manco si capisce quando è singolo, raga. Perché mi pushano comunque in 4. E adesso ve ne renderete conto. C'è l'audio. Guarda, vedi l'elicottero come l'ho sentito bene. Vabbè, questo è un elicottero, dice ci sta. Però non lo so, un po' esagerato. Non muoiono mai, che due coglioni. Prendilo, madonna. Cioè, io li sento, raga, qui. Li sento proprio pazzesco. Guarda. È pazzesco, raga. Cioè, è stranissimo st'audio del cazzo. Preferivo quello di prima. Preferivo non sentirli. Andavo di riflessi. Tra l'altro, nonostante tutto, lui mi ha ucciso. Time to kill, è pazzesco. Io non faccio danno. Poi ma con 60 di latenza, raga, che cazzo vuoi che faccio? Guarda, guarda questo. Tutte io, raga. Trovo sempre in Nigeria. Vai, vai. No, ma comunque è indecente, raga. Bro, è indecente sto aggiornamento qui, ha sminchiato l'audio. No, questo qui secondo me non è un miglioramento, bro. Io mi confondo e basta. Cioè, no, o è abitudine, ma... Minchia, non c'è... C'è qualche impostazione. No, se lo senti pure tu, così è proprio il gioco. Guarda, guarda, guarda.
Già ne sento uno. E l'angelo sta minchiato. Io ne sento ora uno sotto. Ma vicinissimo tipo. Forza qua dentro. Ma dai. Oh, hai rotto i coglioni, muori. Porca puttana. Certo. Tanto che ti muore. Non puoi morire tu con 12 colpi. Ce ne vogliono 24, cazzo. Sempre in due. Madonna, mi girano troppo i coglioni nelle mie lobby. Mamma mia. Pure le singolo. Il gioco ci ha fatto trovare due sere tranquille. E ora dice, ah, ora gli rompiamo i coglioni. Ovvio. Tutte ste armi che fanno una più schifosa dell'altra. Nemico in arrivo nell'aria. Io mia. Ma è un autoresse. Ma guardalo. Finisce l'aggiornamento di Warzone. Mamma mia, però è indecente. Poi fammi sapere, Pippo. Fammi sapere se hai sti problemi pure tu. Perché io con l'audio sto uscendo pazzo qua. Madonna, sento dei rumori stranissimi. Che classe ho preso? No, hanno aggiornato. Ma tranquillo, puoi anche non morire. Vai, vai, una bestia sta M13. Dov'è? Che non galleggiano più? Non ho colpi, non ho colpi. Ora che cazzo ci sparo? Patate? Dai, colpi assalto, grazie, grazie a Dio. Lanciaglielo in testa, se no. Mamma mia, ti giuro c'è un audio e sono... Ce li ho sempre dietro. One shot. One shot ancora sta roba. È un bordello. Stadio c'è un casino. Ma è fortissimo sto M13 però, eh. Almeno così sembra. Panico, panico. No. Perché tutti guardano me? Ah! Stronzo! Che cazzo è questo? Sergio, Bardomeo. Oh. Vedi, vedi che ho sentito quello in acqua. C'è l'audio pazzesco. No. Non credo che c'entro PS, no? No. Porco Dio, che due coglioni. St'audio stranissimo, lo sentivo sopra di me. Era sopra, poi è sceso sotto, il panico. Mamma mia, ma allora, se ti ci abitui non è manco male, perché veramente si sentono i passi. Il problema è che è troppo.
Eh sì, ma tua madre però, dai, guarda dove me lo ritrovo. Che cazzo stava facendo? Che sfiga. Comunque queste qui sono più o meno tutte le mie singole, raga, vanno sempre così. Scendi e ti trovi la gente sull'unico tetto che tu pensi sia safe. Sempre così, che poi dalla killcam nemica si vede che lui per caso stava uscendo lì, voleva osservare se stava piovendo, se c'era ancora bel tempo. Dai, Molesto, invitami, va. Si può togliere, mi sa, ma come fai, raga, come fai a rimuovere l'audio? Cioè, l'hanno proprio... Cioè, è diverso, è proprio così. Magari l'unica cosa che posso fare è che forse potenzia bassi cuffie adesso non va più bene. Perché già che si sentono bene i passi, forse va bene solo cuffie. Perché prima era per sentirli meglio, ma adesso che si sentono troppo... magari è questo invece il problema. Vediamo adesso, raga. Proviamo cuffie. L'M13B è che l'M13B non mi piace tanto però l'M13C che ho usato poco fa ci sta. Poi con sto pompa qua che è ancora one shot, tanta roba. Quindi siamo in Nigeria e pingo meno, raga. Sì, ora siamo in Nigeria. Pazzesco questo gioco. In Italia pinghi 60, in Nigeria pinghi 40. Faccio una sigaretta, va? Dio tonno che aggiornamento della mia... Ma vero, eh? Oh, Dio mio. Vai, vai. L'aggiornamento della campagna. Ma non lo so, a me l'ha fatto fare in automatico. Non so manco che cosa si sia aggiornato. A parte sminchiare tutto. Non vedo altre robe. Beh, sminchiare tutto pesa. In effetti. Sono andati proprio di precisione, raga. Giga per giga su ogni cosa che funzionava l'hanno rotta. Quindi ho fatto 60 giga di aggiornamento e hanno sminchiato 67 cose. Oh, io voglio capire sto pompa da quanto one shot. Allora, se sparo a uno lì lo crack. Ma lo one shot, raga. Perché se da quella distanza l'ho craccato, one shot come prima sto pompa, non è cambiato niente. Quindi significa che io posso farmi 40 bombe. Se ne va bene. Già comunque tutte ste skin di Nicki Minaj, tutte queste cose non è che mi fanno pensare a una lobby. Manca a me. Però tipo poi questo qui che a un metro ti sopravvive non me lo spiego. No, ma comunque tu, bro, a te la VPN non funziona. Non è mai funzionato, boh. Ma almeno tu, cioè, l'hai mai trovata una lobby normale? Cioè, una lobby... Cioè, non dico bot, ma... Cioè, di solito la VPN non è che ti trova lobby bot, però si vede che è più giocabile, ecco. No, ogni tanto, ma quando decide lei. Tipo, vedi, io già che pingo 50, così. Già mi sa, tipo, come se non abbiamo fatto niente, ma non c'è nessun cambiamento. Mi sa che ci vuole Serpicus oggi, raga. Mi sa che oggi ci vuole Serpicus. Chiaslai che mira, bravo. Grande. Aspetta però, scendo sotto che c'era uno qui. Scendo al piano di mezzo. Non ho armi, madonna. Forse con cuffie comunque va meglio. È più... meno invasivo st'audio così.
Dai che andiamo di Icarus. A pescheria scendono comunque. Niente, tutte armi bellissime. Noi andiamo a pescheria. Mamma mia, Ritù, mi sono cagato. Se so che ho solo un mitraglione, basta. Gente lì, uno è lì. Traccato. Traccato di nuovo. Oh. Mossa finale, bravo, mossa finale. Mamma mia, quanta cattiveria. Mi servono colpi mitraglietta. Che non li raccoglie. Pippo, ora pure Pippo. No, ora ci chiamiamo Pippo in caso, raga. Vediamo come va sta lobby. Che se sono così ingiocabili. Proviamo. Minchia, invece no, dopo dobbiamo fare un altro tentativo però, eh. Ma in ogni caso penso chiameremo Pippo. Perché a volte magari possono essere pure le coppie, bro, eh. E magari ti funziona in terzetti o quartetti. Dici? Eh sì, perché le coppie di norma già di suo sono comunque toste, le coppie. Dove andiamo? Palazzo elicottero? Sì. Hanno appena fatto ricercato là, C'è un bengala, bro. Troppo tardi. Sì, vabbè. Io quanti? Era uno sopra sul tetto che aveva preso la corda. Dove cazzo è? Non li sto vedendo. Fatto uno sotto. È esploso con una mina a grappolo. Tra l'altro mi ha aiutato, se no la disattivavo io. Arriva il compagno, ovviamente. Ma arriva anche Sly. Non mi fa curare, bro. L'hanno fissato. L'hanno fissato, bro. Non mi fa curare. Che gioco di merda. Bene. Ci sono delle abilità qua incredibili, no? Ah, Grazie. Ok. Bene. Qua niente di ascolta, interessante. prendiamoci sta cassa qua. Anche il loadout volendo possiamo fare, però non c'è un cazzo. Per fare Elicottero, sa futtiero. Sì, ce l'abbiamo lì. qua vicino. Sì. Non ti fa accedere? Avranno fissato, bro. Ti lascio i soldi allo shop, bro? Non te li ho lasciati. Lancialo sul tetto se riesci, bro. Ormai. Madonna mia, bro. Faccio un UAV. Ah, libero, non c'è nessuno. Cassa di muni. Vediamo se sto pompa ci farà bestemmiare. Bele! Anzi no, pomodori. Pomodori? Vabbè, fammi sapere, Pippo, così in caso ti invito, eh. Gente qui, eh. No, scusa, ho sbagliato io. Serra qua. Mi sa che mi ha visto. Dove? Stunnato, dentro. Piazzato la Claymore, non ci credo, bro. Comandamento di precisione. Gli altri? Non me l'ha pingato. Un one shot però mi sa sta roba. Eri tu? Sì, sono io che cercavo di salire sul tetto, ma a quanto pare è un gioco di merda. Nah. Possiamo fare UAV, bro? Vai, fallo. Mi servono pure i tuoi soldi. Qua. Eccolo. Non c'è un cazzo, drone. A vele c'è il mondo. Vai, prendiamo il drone e ci andiamo direttamente tipo Batman. Mi servono piastre? Aspetta. No, boh, ne ho 6. Demenef! L'altro è sotto qui. Dietro di me. Anche qua. Dai.
spara! Non sparava l'arma! Come non sparava l'arma? No! Quanti? Uno! Cazzo ha messo la sicura? Ma minchia è andato sto ratto? Dove? Sul tetto. Madonna mia di una ladra. Scappato. È sull'altro tetto qua, da me. Fatto. Mirano da pomodori, cecchino. Qua c'è una cassa di piastre. Ah, non è a pomodoro il cecchino. È sotto. Fata blu, buon tonno. Hai capito? Dove? Sotto? Sotto. Ah sì sì, l'ho visto lì. Dai che sbaglio. Dietro. Pure davanti. Dietro o davanti? Entrambi là. Dietro. Sei tu? Sono io. One. No, sono due. Sono morto. Ma anche no. Che culo. Sono tre. Come 3? 4. Come Sono 4? due team. Moriranno, bro. Te lo prometto, bro. Non ho armi, io scendo, ma... Sua madre. Uno allo shop. Poi che li lascio tutti one, madonna. Vaffanculo, almeno il tuo amico l'ho portato con me. Non ci... Bro. Gli ho dato un colpo di pompa. Veramente non gli è entrato, bro, Non gli è entrato il colpo. Preso in pieno. Bro, in pieno. Oh, clippate se non ci credete, raga. Veramente. Posso credere che ho visto male? Guarda che ne è sceso uno da te, bro. Merda. Dov'è? Non lo so. Chi è che spara? No, ma sempre... Uno. No, questo è un grande. Sì, vabbè, però la Un stun. secondo. Sì, ma guarda. Cioè, la porta. Levami sto pompa dai coglioni. Se li prendi non entra il colpo. Se li prendi che li prendi, li cracchi e basta. Dai, l'hanno nerfato, basta. Mitraglietta, MP5 e rifacciamo. Vai, l'ultimo tentativo, poi in caso facciamo terzetti con Pippo Baudo. Vai. Bene, bene, Fada, tu come stai? Mamma mia di bestemmia. Sono tornata sul mio Fortnite. Mamma mia, Fortnite, raga. Come sono le lobby? Ah, non mi lamento. Scusami, ero a vomitare per... Bene. Non sono male. Ci vuole solo un po' di fiducia in noi stessi. E Serpicus è peggio delle lobby, bro. Serpicus, guarda. Vorrei farli ori loadout scelti da voi, solo che ci vogliono le lobby giocabili, capito? Perché così è impossibile. Io lo volevo fare oggi, volevo usare la pistolina, raga, mi ero fatta qua la Magna, che è una ciolla di arma. Però non posso provarla con i player che ti sciolgono. Ma pure sta M13 non è che sia granché, in effetti. Vediamo.
chimera. E non ho la classe, io boh. Provo questa, vediamo. Che non mi faccio ste classe, perché io li assalto, raga, non li uso mai. Non li uso, per questo, c'ho tutte classi di merda. Ma tu pinghi 20, bro, non io. Ma come cazzo fai a pingare 20? Perdonami. Lui vive dentro il server di Activision. Ma com'è possibile? Aspetta, sei siciliano pure tu, bro? Se non sbaglio. L'aggiornamento ha portato novità. Sì, bro, in effetti non pensavo che il gioco si potesse avviare 2 volte prima di aprirlo. Una roba nuova, in effetti. Pensavo si potesse peggiorare tutto. Sì, cioè, immaginavo robe così. E poi la novità è che non ci sono novità praticamente. Solo giga in più a caso, giusto per non so cosa, per romperti il cazzo, fine. Cioè, inizio a pensare che gli aggiornamenti siano fatti proprio così, per puro gusto di farlo. Che ieri pingavi do. Ma sai quanto vantaggio fa il ping, bro? Tu non hai idea. Tu con il ping vedi proprio in tempo reale quello che ti sta succedendo. Vedi io, cioè questo player qua, che nonostante gli sparo, per lui sono coriandoli. Questo è tutto ping. E tutti questi millesimi di secondi fanno un sacco, perché io magari miro, che ne so, il petto, e quel millesimo di secondo mi fa arrivare il colpo sulla spalla e già mi cambia il danno a me. Ecco perché chi pinga 12, porca puttana, sei fortunato. Soprattutto quando si gioca tipo con cecchini, e quindi devi dare questo anticipo, il ping lì è tipo fondamentale. Ah, ok, hai origine siciliana, quindi in Piemonte. Devo trasferirmi lì, raga. Egregio Sly, buon tonno, Samo, bello mio. Io minimo faccio 124 di ping. Porca puttana. Viva Catania. Bro, ti capisco, non faccio 124. Vabbè, lì dipende pure dalla connessione. Calcola che in Sicilia se hai una connessione buona, comunque sempre un ping alto hai. Vedi io 54, ho la fibra a 1 giga. Ecco che trovo ora il pompa. Ora che è diventato inutile lo trovi, sembra corretto. Non mi salta, bro. Diglielo che mi salta la prossima volta. Salta, cazzo. Dai, questa lobby voglio conquistarla, bro. Voglio dominarla. Oh, mani veloci. Se vuoi. No, vabbè, di armi anzi sono stranamente a posto. Che cazzo? Ah, uno è andato sul treno. Andiamo sul treno allora. Vai, 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 vai. No! Non ho parole. Prossima stazione, stazione Castello. Si prega di fare attenzione. Non clippatela, non clippatela. Ti ho visto in diretta. Sentivo solo un no! E poi sentivi il clacson. Tranquillo, come lo sono fatto. Non pensavo usciva così. Mamma mia, raga. Non la clippate, questa qui. Una brutta figura totale. Treno di merda. Ci rivado. Dove vai? Vieni di No, qua. no, no, abbiamo qualcosa in sospeso, questo figlio di puttana. Pure luttato, Buon viaggio? Prende pure per il culo. A chi spari? Al treno. Ah, ok. Figura di merda. È tutto convinto con la macchina lì. Oh, c'è gente che spara qui, Oh, santo lo... Aspetta, arriva. Occhio che sono sopra, Fatto uno. mi piastro.
Qua non c'è, si è buttato. Può essere. Oh, è crossato tutto qui. Dubito. Shop portatile. Raga, a noi mancano pochi spicci per fare il loadout. Sal. Dottoressa. Tua madre. Ogni tanto quando devi saltare. C'è gente da me, mi sa? No, sei tu. Mamma mia, Laud. Questo personaggio, raga, sta perdendo colpi. Ma sei tornato là? Sì, sì, all'autorest sono. Ci mancano... No, ce li abbiamo. Però, tieni tutti i soldi miei. Sono tutti i miei risparmi di una vita, bro. Addirittura. Sì, bro. Però lo lancio là. Ah, io non lo prendo che ce l'ho già, bene ma. Ecco. Dal tetto... Vabbè, l'hai visto? Sì. Mi devo piastrare però. Terra 1. Sono immortali. Non ho piastre, bro. Non lo vedo, è dietro l'angolo. Ora lo vedo. Hittato. Metto una piastra. Arrivo. Non faccio danno, bro. Non faccio danno. Sembra che l'hai fatto. No, ma chi? È un caricatore, dai. Che due coglioni. Gente che scende davanti. Non ho mai piastre. Ma ne hai piastre in più. Lì in strada, guarda. Oh, questo è. Bene. Grazie pure dei soldi, però. Non dovevi. Andiamo! Mi trivellano da market. Bene. Oh. Se lottiamo qua a destra, magari. Sopra. Sono sopra. Aspetta che salgo. Cavalli, bro, i cavalli. Oddio, ma che cazzo è? Porca puttana, bro. Cos'è sto meccanico? Mi sono bloccato. Terra 1. Li stanno pushando, mi sa. Questo qui era già a terra. Esatto, c'è una... Merda. Coltello di merda. Vai, vai, io mi resso. Copri che io mi resso. Mi one shot. Che cazzo ha questo? No. Ma che arma ha? Perché one shot? Ah, c'ha il pompa di Doom che... Ah sì, ma sta cosa non ha senso, raga. Quel pompa lì one shotta. Invita Pippo. Perché il progetto? Dai, dai, vieni qua, Pippo, ti prego. Aiutaci tu. Ce l'hai Discord, bro? Dimmi di sì, ti prego, dimmi di sì. Ma mi pare che ce l'avevi l'ultima volta. Allora, voglio, porca puttana, dammi il tempo. Bello mio, benvenuto. Allora, Pippo Baudo. Pippo e basta. No, niente. Non ti trovo, brother. Signori, ci vediamo alla prossima. È stato un piacere stare con voi. Dai, dai, Pippo, dai, Adesso dai. lo vedo io, ma... Dimmi che sei in only. No, non lo vedo. 104 mi piace, raga, non va bene. O uno in più o uno in meno. Saluta, voglio. No, non ti saluto, bro. Non te lo meriti, bro. Scusami. Salutando. Perdonami, bro. Vorrei, ma non posto. Quindi, Pippo, ma sei online? Pippo Baudo ti ha invitato nel parto. Sì, aspetta che entro, invito molesto. Vero, io molesto non lo vedo. Aspetta che si è sminchiato tutto un attimo, raga. Datemi 39 minuti. Non posso aprire le amicizie perché fa così. Guarda, 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 guarda. Vedete? Vedete? Porca di quella madonna. Mi passi l'host, bro? Aspetta che non mi sente. Bro. Se mi senti mi puoi passare l'host? Dio mio. Leggi sopra che vuoi, Serpicus. Dai, se vuoi ci sono pure io. Aspetta, vediamo prima terzetti. E ora vediamo, raga. Un attimo che oggi io esco solo Dimmi pazzo. quando sei host. Ah, sono già host.
Non posso. Invitami. Entra con i... No, non sono host, continua con i... Forse, non lo so, non ho capito un cazzo, non ho capito un cazzo. Un attimo, allora con Molesto le amicizie mi funzionano, quindi Pippo Baud. Prego, gioco. Caputtana. Bestemmiasse come i pazzi. Invita Molesto, bro, per favore. Bravo, mi fa piacere, Flex. Aspetta, invece fai una roba, bro, passami l'host. E rinvitami, brother. Vai. Pippo, Attesa. rinvitami. E se sei su Discord mettiti in attesa. Aspetta, mettiamoci noi sul live. Che ti sposto a te su live. Mettiti poi in attesa, Pippo. Ma comunque ci vuole una pazienza, raga, vi giuro. Mi sono rotto il cazzo. Venerdì live. Oggi cos'è? Martedì, mercoledì? Mi ricordo un cazzo. Sì, no, siamo su Discord, però è un bordello. Ma basta, Flex, come cazzo ti chiami? Basta, bro. Minchia, hai rotti i coglioni. Pippo, mamma mia che gioco. Ti prego, Pippo, invitami. C'è l'invito. Chi è Ghost Dog? Non lo voglio. Non Ah, vuole un ghost dog. Ah, Dio. Madonna mia, ragazzi, ci vuole una canna. Altro che sigarette. Socio. E le amicizie non funzionano, gli inviti non funzionano, quello non funziona, l'audio non funziona. Porco Dio, 70 giga di aggiornamento e già il gioco ne pesa 200. Mienzo terabyte di gioco per fare una minchiata. Manco menù sa fino a fare. Dov'è Pippo? Non lo vedo Pippo. Starto una coppia. Basta. Arta, che cazzo, non una camomilla, ci vuole indovena sta camomilla per giocare a sto gioco. Passerò a Fortnite a giorni, basta, mi sono rotti i coglioni. Sì, bro, ma andiamo a scavare su Minecraft piuttosto, dai. Che almeno mi girano, almeno i coglioni non girano perché sono quadrati su Minecraft. Che due coglioni, oh, mamma mia, che gioco. Pippo da play. No, aspetta, facciamo una coppia, ti prego, fammi Sì, sfogare ma su parte quei da lei. bastardi. Non lo so, io sono morto. Chi sono io? Da cosa gioco io? Non ci sto capendo più un cazzo. Entro, c'è l'audio tutto di merda. Che cazzo hanno aggiornato? I passi che li sento 20.000 km, sento i passi della gente, ma dai. Porco Dio, poi spari con l'arma e non senti un cazzo. Se vedo gravemente non serve un cazzo. 60 fps Stefano. Su Warzone 1 ne facevo 200, su Warzone 2 ne faccio 60. Porco roso, oddio, c'ho 20.000 euro di computer per fare un gioco di merda. E buggato resta, tra l'altro. Dai. Tutto bene, Vincenzo. Un piccolo sfogo personale perché ogni tanto ci vuole. Che due coglioni. Poi c'è quello in chat che mi saluti, guaglio. Ma levati dai coglioni pure tu, porco Dio. Che mi saluti, non ti salutasse mai. A Milano non mi salutare, a Biere d'estate. Pippo Baudo ti ha invitato. Ok, entra con il party, finalmente. Tanto manco la cercava. Pippo, ti prego, dimmi che hai Discord, però. Se no parlo io in chat di gioco, basta che ne sentiamo. Aspetta. Pippo, sei Leonard su Discord? Sì, è per forza. Leonard, sei è esploso. Era lui. No, si è sminchiato in me. Non ci credo.
Pippo, sei la Porca persona da madonna di play. una ladra di Siamo. troia. Da play. Di un porco di... Devi dargli i poteri. Allora. Aspetta, Pippo, ti deve dare i poteri e poi ti entri direttamente in Ora live. glieli do subito. Promuovi. Promosso Slav. Intanto devo riavviare ora il gioco perché seleziono Warzone. Mi sbatte fuori. Vedi? E non avete capito un cazzo. Avete capito? Aspetta! Ci sei. Aspetta! Che? Sly non lo sento. Ho scoperto una roba, forse posso attivare Lagofast. Sì, Sly sta facendo cose. Sì, sì, digli un attimo, dagli tutti i poteri che vuoi a Pippo, mi dici che si mette su disco, dargli, non so, No. l'onnipotenza, dagli qualsiasi cosa. Aspetta, che sto... Allora. Raga, sto facendo... sto facendo, aspetta. Che bello, raga. Quanto vorrei qualche cosa da bere in questo Ti momento. do i poteri. Aspetta, io forse ce l'ho una birra là sotto, è buona. Allora, un attimo, Lagofast, attiva Lagofast. Che madonna. Sto sminchiando, raga, oggi, sto sminchiando. Oggi, raga, non dovete dirmi niente un attimo. Raga, lasciate la chat ferma. Solo emoji. Su Twitch si poteva impostare sta cosa per non vedere altre robe. Basta solo crederci. È vero. Apriti, Lagofast, Dio... Bravo, apriti, Dio bravo. Ecco, bravo. Attiva, collegati in Kazakistan. Ah, siamo tutti in Kazakistan. Avvia gioco. Forse ho capito il trucco per attivare Lagofast, bro. Al posto di fare Sì. ritorno, quando mi apre quel menu di merda, Saspegi menu, dovrebbe essere un menu, devo fare Warzone e forse non mi si chiude il gioco. Se è così, mi collego in Kazakistan. Eccoci. Pippo, buon Eccoci tonno. qua, ce l'abbiamo fatta. Eccoli. Scusami, bro, ma io Poteri divini. oggi tilto in un modo incredibile. Ho sentito, porca Meno male che c'è sto tastino per lanciare le madonne. Veramente. Allora, adesso ti dovrei invitare qua. Si serpe così, io ti... Guarda, tu hai mandato la buonanotte, se vedo un tuo messaggio ti mette in timeout. Allora, ora quindi io in teoria faccio... No. Dov'è la freccettina? Dov'è la freccettina? Non c'è la freccettina, sa fottierro! Dov'è? Porca di quella madonna. Io non ti vedo più on comunque. Sì, io risulto per avere un Kazakistan. Allora, quindi io devo fare... In evidenza. Sì, ora aspetta che fixo. Madonna. Questo gioco. Ma è successo un casino con sti aggiornamenti di merda. Ma Mimina, no, va tu tu... hai i poteri. Si è riavviato il non li gioco. usi. Niente. Come si manda una mail ad Activision? Minacce più che email. Come si mandano? Bro, me lo vuoi fare il regalo più grande della mia vita, bro? Io e te, un viaggio in America di solo andata e ritorno. Ma torniamo in 3, bro, perché non portiamo fino a casa. Due programmatori. Niente, ora in teoria si vede. Perché è praticamente apre un altro gioco. È difficile da spiegare, raga, vabbè, non funziona niente. Allora, adesso dobbiamo soltanto sperare. Vedo Molesto online, mi viene da piangere. Invita Molesto. Allora, se io promuovo Molesto e Molesto entra, mi porta. Sì, più o meno sì. Esatto. Ok, promosso. Dovrebbe funzionare così. Entra col party. Attenzione. Allora scomparirà qualche errore. Ah, questo utente non è come dici tu. Non puoi entrare nel party perché un attuale membro del party non ha potuto entrare nel party. Scrivetelo party ogni tanto. Che cazzo. Ma Aspetta, porca che provo a miseria. invitarti a te. Non posso invitarti. Dov'è? Cosa sta Aggiornamento. succedendo? Tra l'altro non c'è stato nemmeno... Ma manco le note si possono leggere su sto gioco. Io ti disinstallo, Allora, lo dico, lo faccio. Allora, se io invito Molesto Allora, è uguale. riprovo a inviare. Pippo Baudo, aspetta che ti vedo. Colpo di scena. Invita. Entrate così singolarmente da me. Oh, Ah, singolarmente? Come dere, basta che entrate, dai. a me rimane ingresso nella sessione in corso. Oddio. Sì. Ce l'abbiamo fatta.
Questo è un successo, raga. Io mi immagino Voi sugli... li vedete? Io... Sì, sì. In teoria sì. Ti prego, vabbè, dimmi, ok. dimmi che vedi pure tu, per favore. Sì, sì. Io vedo la Perfetto. squadra composta da 2. Perché tu non sei mai entrato, infatti, Modesto. Sì, ma come faccio a vedere Pippo in squadra con me se è da te? Perché, guarda, non te lo domando, dai, entra. Entra senza il party, ok. Ok, Succedono in cose teoria strane. ci siamo tutti e tre. Ragazzuoli, io volevo soltanto dire che su qualsiasi altro gioco penso che la soddisfazione sia quella di vincere. Quella di, non lo so, riuscire. Ah, ho fatto 30 kill su Fortnite. Da noi warzoniani la soddisfazione è quella di unirsi al party intanto. Questa è una vittoria. Incredibile. Peppe Picci, buonasera, brother. Proviamo a startare. Il Siamo in ping. Kazakistan. Ma che in Kazakistan, siamo incazzati e basta. Che porco dio di gioco. Mi hanno Madonna mia, raga, io non ce la faccio, non ce la faccio. Devo andare avanti. Andare avanti. E io che cosa ho fatto di male, La raga? donna intanto che se la ride mentre sente le tue bestemmie. Perché in chat gli ho scritto Pippo l'antennista. Antennista. Mamma mia, raga, io non ce la faccio. Che te stai a bevi, eh? Che bevi, eh? Pippo, si sente, Acqua, che acqua, bevi, acqua, acqua. Acqua. Per me in questo momento ci vorrebbe tipo una bottiglia di tequila per, diciamo, Quella ci vorrebbe. abbandonare un pochino queste cose. Pippo USB. Dai, 2 settimane, Che tieni cazzo. duro. Poi rimpiangerai di essere stato a Milano. Sempre con moderazione, ovviamente. 2 giorni dopo, dai, bro, prendi un'altra bottiglia. Vai, vieni. Sì, il 24. Minchia se vengo a farti ubriacare tutto. Io già sono ubriaco di mio, bro. Vedi che Pippo, vedi che con Sly è facile, eh? Ciao, Stefano la Ma perché vieni cioppa. molesto? Certo. Lui se ne viene ovunque, Allora, bro. Cioè, Ci viene... dobbiamo beccare, io sono a mezz'oretta da Milano. Ah, minchia, allora dai, Ah, sicuramente dai. non mancherà occasione. Venerdì sera ci troviamo tutti assieme, ci consigliato un locale e ci ubriachiamo tutti. Minchia, sì. Poi torniamo da Milano. Dici, ma siamo stati a Milano, bro? Ma quando? Ma quando mai? Non ho mai viaggiato. In testa da 3 giorni e basta, non ricordo niente. Allora, utilizziamo questa classe. Oddio mio, raga. Oh, oddio mio. Appena ho visto la storia su TikTok, sono iscritto al canale di YouTube. Guardalo lì, la storia su TikTok. Che tra l'altro su TikTok sono tipo in uno shadow ban incredibile. Vediamo quante visualizzazioni mi ha fatto la storia. Cioè, ne faccio di più su Instagram con 215.000 follower meno, per farvi capire TikTok. Vediamo. La storia ha fatto 1800 visualizzazioni. Anzi, questa qui è una che è andata bene. Minchia, di solito anche meno. Ai ai ai. Ai 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 ai. Ciao Fede King, benvenuto brother. Emilio, Mirko siamo Bellini. noi le ballerine, non hai capito? Io sono una ballerina nel tempo libero. Loris. Non avete visto in RP come ballavamo noi nei locali? Si muovevano i contanti. Emilio no, qua c'è... sa, non dire queste cose Emilio, che qua distruggi un matrimonio. Allora, dove vogliamo andiamo? Camperos, motherfuckers. Minchia, già questo è partito incazzatissimo, bro. Non siamo ancora scesi, già c'è un camper nell'aereo praticamente. Ok. Allora. Fregati dai coglioni, stronzo. No, ma l'ho one-shottato questo pompa, raga, ma che pompa è? Prison 800. Gente sotto. Arrivo. Ma oh cazzo. Oddio, sono 2. Una a terra, una a terra. Ma Pippo, dagli 2 mani. No, ma che cazzo è che mi ha freddato? Ma da quanti lati? Ma vai, guarda. Molesto, resisti se da so. Aspetta, forse sono safe. Non sono safe. Se io devo morire per uno a banana che spara a noi. Io se avessi trovato un'arma sarei stato più contento.
Ah, è un gioco di armi questo, cioè si trovano... Ah, non pensavo, ecco perché non ho mai vinto. Niente, quelli sono sopra. No, c'è uno qua, banana, che veramente ci ha visto scoppiare tipo una badda come minimo. Dai, sì, godo. Sono stufo, capo. Ciao, capo! Madonna. C'è un flyer che vi... Vabbè, non è che posso farmi 18 di loro. Pippo, occhio dietro! A terra! Ce n'è un altro, Provo a darti... sì, ma da che gioco ho Io fatto? sono non trovo un'arma, Va, give up, molesto, ti prego, give up, perché io non voglio guardare come sono morto. No, skippa tutto. Al posto di arrampicarsi sulle scale, mi dice che... A testate, mi dice tutti su scale. Penso che me ne andrò lì. Vai. Qualsiasi posto è meglio di palazzone in questo momento. Ah, Dio mio. Io l'unica cosa è che sento un pochino il sottofondo di Pippo su Discord. Quindi o hai tipo, non lo so, c'hai le cuffie troppo alte, non lo so. Come si fa ad abbassare? Non lo so come funzionano le tue cuffie. Io c'ho una rotellina tipo. No, madonna. Vedi, al posto di fissare ste robe, che io miro qui e mi sale sull'elicottero, fissano cose che non servono. Così ancora senti? No, ora non più. Sali, bro. Andiamo. Siete soli, Aspetta. Sono qua. Vai, che riandiamo a palazzone come se non ci fosse un domani, bro. Vai. Vedi che c'è il mio bombardamento. Non ci fa niente fin quando guido io. Sotto ce n'è uno, A terra, quello lì davanti? No, dove cazzo è? A terra l'altro. Mi ha fatto un altro ancora. Sono in due. Ma dove cazzo era Ma dai. Mezzo ai cadaveri, raga. Ma io non ci sto credendo, dai. Mamma mia che serata di merda oggi, raga. Che cazzo è? Matchmaking annullato, ma tuo padre. Ma basta. C'è una cosa che fammi cambiare sta skin. Ogni volta che uso sta skin c'è un male di sfiga. Fammi prendere il ratto. Dov'è? Quel ratto. Che ratto. No. Silenzio radio. E voi vi immaginate quei player che non conoscono Call of Duty, no? Che non conoscono il gioco e vogliono approcciarsi per la prima volta e dice ma dai ora lo sta. Cioè, immaginate un ragazzo normale che accende la console, vede sto gioco free to play e dice ma vediamo, proviamo. Ma vi immaginate proprio che male che gli viene fatto a sto povero ragazzo così? Perché Seghina per consolarci? Ma chi l'ha scritto? Che senso? Filippo! Non si dicono Ora questo. ritorno. No, ora no. No. Filippo! Guarda che qua c'è un ragazzo sposato. Oddio mio. Seghina per consolarci. Sei sposato, Guarda. Pippo? Oddio. Pippo? No, non sono sposato. No, sei ancora in tempo Perché allora. sei sposato? Ma come sì che sono Aia. sposato? Non siamo sposati. Non fa niente. Come vedete ragazzuoli, la donna è sempre uguale. Lei è colei che comanda, ha il potere su di noi. Totale. E noi uomini siamo deboli. Non abbiamo un cazzo. Anzi, abbiamo solo quello, capito? Abbiamo solo quello. E noi ragioniamo con quello. Noi abbiamo due cervelli. E quando Ma tu siamo... la sai la storia, Ste? E quando siamo davanti... Che poi questa si ricollega al fatto che le donne hanno questo potere. Praticamente c'è un coniglietto, no, che nasce tutto bianco Mhm. e c'ha la punta dell'orecchio nera. E praticamente tutti lo prendono per il culo, no? Ragazzi meschini, no?
Sì. Insomma, lui non ce la fa più, vede le rotaie del treno e decide di appoggiare l'orecchio sulla rotaia per tagliarselo. Sì. Passa al treno e niente, gli taglia la testa. Sai qual è la morale? Voglio saperla, guarda. Sì, sì, dai. No, non lo so. Cosa non si fa per un piccolo triangolino di pelo? No. C'era pure quella battuta lì che faceva Lazza, no? Che c'era uno scoiattolo che correva in mezzo alle rotaie, no? E faceva che bella la vita ta tan tan tan, che bella la vita ta tan ta tan, che bella la vita ta tan ta tan. Ta tan ta tan. Ta-ta-ta. Ta tan ta tan, capito? C'è solo il treno su tramo. Molesto il cantastoria. No, Molesto è un Sì, poeta. ce l'ha quel qualcosa da narratore Sì, seriale. può fare tipo i documentari, quelli lì, tipo di accoppiamenti, secondo me, Molesto. No, perché? I due procioni si accoppiano in questo modo. Una volta incontrati, la femmina inizia subito ad annuire le palle del maschio. Il maschio, intimidito. Ad annusare o annuire? Quindi giochiamo insieme, giusto per cambiare, Franco Ferresi. Cambia. Annusare, hai ragione. Il sottopalla un po' sudato. L'Andoleo vattusi è una razza di bovino africano molto pericoloso. Ah, Dio mio. Dio mio, gli stai surando, raga. Oggi ci siamo fatti tipo forse 4 partite e tutte di merda in Quella era una la live. prima partita. Poi polpastrelli freddi. Ma a me dispiace per te che giochi in queste lobby indegne. Lobby, se così si possono definire. Cioè, raga, ogni nostra partita sembra tipo un torneo, una competizione, non lo so. Cioè, io quando ho giocato quei pochi tornei che ho fatto erano così le lobby, Tutti draghi. Guarda, pure il più scarso non mira mai livello 1250. Qual è il massimo livello? 1250. Quindi trovi questo movimento da bot, mira da fenomeno. Come dico sempre. Guardalo lì. Tranquillo lui. Ai ai ai. C'è Seri, c'è uno col bazooka. No, ti fai domande però ormai. Devo mettere il gioco. Ah. Facciamoci una preghiera prima di iniziare. Dio ce la mandi buona. Franco Ferrisi, comunque mi puoi chiamare Diego. Io non ho parole. Beh, in effetti Pippo su Discord si chiama Leonardo, sul gioco Pippo. Avete qualcosa in comune. Molesto non streama. Questo non streama. E prima o poi quando streamerà sarà TTV molestopelato.com. Il suo canale ufficiale. La tana dei pelati. Il covo. Riscendiamo a Palazzone. Il nostro eroe va subito sotto. Vuole controllare la situazione, impaurito. Molto preoccupato date le circostanze di queste lobby, dove la gente prima di scendere in campo si fa di sostanze, la scambiano per level up, ma di level up non c'è un cazzo. Trovato un drone, un altro drone, un autores. Attenzione, il Tempus. È Tempus di provarlo. E dopo questa... Oddio! Buongiorno, mister Ratto! Oh no no no. Oh no no! Da me, qui davanti. A meno che era un flyer. Ma in teoria è lì. Mi sa che era un flyer. A meno che qui a rifornimento. Arriva un nemico, sì, è un flyer. Attenzione, è sceso qui sui cessi. Ah no, da voi? Esploso. Dov'era il suo È cadavere? morto. Abusiamo del suo cadavere. Tutti questa skin qua. No, mi dissocio. Mi dissocio. Ma è troppo Scomparso. cazzo. No, mi dissocio. Ah, già abbiamo i soldi dell'Odi, guardalo lì con quanta potenza, vai. L'accelerazione di questa macchina ricorda tanto mia nonna quando si alzava per andare in bagno. Era una grande accelerazione.
Da 0 a 100 in 20 secoli. Subito con il loadout, guardalo lì. Allora, vediamo che armi di merda dobbiamo prendere oggi. No, andiamo di MP5 e Castox. Il Castox. Col Castov che vinciamo. Ma io volevo andare lì dove c'è il dronino dronello, così almeno se non c'è nessuno prendiamo il volello e andiamo a pusharello da qualche altra parte. Hai capito? Bimbo bello. Guarda Molesto, guarda come dondolo. Però se non apro il paracadute mi salvi? Troppo tardi. Sì, dovrei farci. Però hai risposto troppo tardi, non... Allora, dove... Ok. No. Quanti? E perché? 3, un team, 3. Cazzo di domande fa. Terra 1. Fuori 1. Fuori dai coglioni. Fuori 2. Oddio! Ma guarda lì. Dai che sta lobby mi sa che è buona, dai. Così li ammazzo con i coltelli, senza un minimo di rispetto. Dai che spacchiamo tutto oggi. Basta solo rigasarci come ai vecchi tempi. Dobbiamo gasarci, dobbiamo... No che invece ste lobby di solito ti sventano. Faccio wow. Oh ma non pinga. Minchia raga, a Pomodori c'è un sacco di gente. E con cosa ci andiamo? Giuseppe Trotta, buonasera brother. Vabbè a piedi bro, l'elicottero è esploso. Sali qua sulla montagnetta, ti droppi col tuo paracatutello. Il nemico ti ha perso di vista. Occhi in alto. Oh mia, c'è la safe che è partita, questi devono venire tutti. Perché ho tirato il coltello a caso? Me li metto di sotto, bro. Bro, mi tiro. Sono qui davanti. Ce l'hanno con me, sono incazzatissimi. No. Ma sciolto. Arriva. Ma dai, ma l'ho investito. Ma che gioco del cazzo. Ma che gioco di merda, raga. Ma che gioco di fame. Fatto proprio male. Fatto male. Salvati, bro, ti prego. Sei fuori safe, bro. La safe è veloce. C'ho la maschera. Che gioco fatto. Che gioco fatto male. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio, raga. Cioè, capisci? Ma io che cosa devo dire? Ma che cosa devo pensare, raga? Te lo investi, non ti muore. Cioè, boh. Sei morto? Sì. Lasciami Allora Audi. stai zitto. Lo faccio apposta, bro. Il loadout almeno è leggermente safe. No, c'è uno che ti scende a rifornimento, bro. Occhio. Appena sceso da te. Preso il loadout, scioglie. Che cazzo, sempre a me deve sparare. Minchia, molesto, coprilo sto stronzo qui. Porco di quel dio. Dov'è? Era lì dietro in mezzo al fumogeno. Che fa, mi confermo? Me ne scende un altro che si droppa da lì. Oh, andiamo indietro perché sono pure senza piastre. Io non ho parole. Amico in arrivo. Scendono tutti lì, sono tipo 14, ma non vedo che si sparano tra di loro, non lo so, sono una grande famiglia. È impossibile che un solo team. Vabbè, io hitto e basta, sta arma spara, no, coriandoli. Crema pasticcera. Da dietro, madonna mia, che due. Dai, devi morirci. Ma quelli al benzinaio l'avete fatti? No, ne rimane uno in teoria. Io non ho mai piastre, non ho mai un cazzo. O ci andiamo e lo facciamo, o ci andiamo e lo facciamo, Che pieno di mine, che player. Ma Dai, bro. Francese. Ce n'è un altro qua sopra in teoria? ho dato nemico in arrivo. Oh, mi mirano da dietro. Oh, ma... No. Ecco, ma Da palazzone. Prendo il drone io, raga.
Paura che c'è qualcuno. Ah, sei tu. Minchia, i passi sono diversi, raga. Quelli degli amici si sentono forti come quelli dei nemici. Ecco perché forse uno ora si inizia a confondere. No, ne arriva un altro. Dove? Qui da me. Arrivo da Aspetta, mi voi. mirava dalla montagna, penso. Boh, a me mirano sempre, ma io non li vedo. Sì, mi sa Sono collina. sotto, eh. C'è un topo. Sono due, Sly. Sto scendendo anch'io. Siamo più culo che anima. Non ho piastri. L'avete fatto quello là, il pink blu? C'ho il chimera più No, inutile. non è. Pure era pure forza, avrò una build Sta sbagliata. arrivando un nemico. 13 secondi, vi prego, molesto. Ma io quello che spara con lanciagranate da dentro la casa, cioè, ma io non lo so, raga. Ma perché devo incontrare Ma gente che topo gioca questo, così? Minchia, che camperone, oh. Sì, ma sono immobili, cioè, raga, pazzesco. Ah, era Quanti soldi dietro abbiamo? l'angolino questo. No, no, 5.000. no, no. Allora, give up, provo ad andare in un'altra zona. Sì, 100 sì. euro che c'è gente pure qua, Prego. sicuro. Guarda, vedi? Guarda come si incastra. Sceso pure un altro. Ora mi pushano. Poi che time to kill, Dio mio, sembra che ti one shottano. Mamma mia, talmente sono veloci. Cioè, guarda qua, è esploso, totale. Con il chimera, minchia. Tipo, ha presa per il culo. Che senza VPN è ingiocabile, raga. C'è poco da fare. Come cambiare sto chimera? Vediamo, perché c'è qualcosa che non va. Togliamo la canna. La sua canna originale. Mettiamo i colpi punta cava di quelli incazzatissimi. Rimettiamo un laser per la velocità. Quasi quasi metterei pure il mirino che a me fa cagare il suo originale, però vabbè. Facciamo così. Facciamola più veloce. Vabbè, ma già, no, secondo me è una minchiata. No. Mamma mia, raga, io veramente non ho parole. Io non ho parole per questa sera. Siamo in due. Ieri abbiamo fatto KD delle ultime 10 partite della live di ieri, 4 e 21. Della live di oggi siamo a 2,87. Io sono in negativo totale perché sono a 2,91 io di KD. Sono proprio pazzesco. Cioè non riesco a fare 3 kill. Spardo 20.000 proiettili per uccidere uno. Giovanni, grazie per l'euro, bello mio, gentilissimo, brother. Ingiocabile, ingiocabile. No, 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 ancora. Ah, bello mio, warning, minchia, sei con l'altro profilo. Vai, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, bro, vediamo se con te si salva la situazione, ma oggi Ma perché siamo senza Ma VPN? sciacquati le mani oggi. C'è pure un aggiornamento, bro, c'è pure un aggiornamento, War. Prima vedi come sei messo per aggiornamento, se non ce l'hai automatico come me, vedi che è pesante. Ma voi li ha fatti fare tutti? Gli aggiornamenti. Sì, perché quello lì di multiplayer e cooperativa li ho lasciati lì. Li faccio No, a dopo. me in teoria l'ha fatto tutto. Pacchetto completo. Ma dopo che ho finito di fare l'aggiornamento vado per entrare e mi dice non hai i pacchetti DLC, ho dovuto scaricare pure quelli. Cioè che poi, raga, Boh. avete visto quante bestemmie per invitare solo Pippo? Ma voi vi immaginate uno anche
con tutta la buona volontà di sto mondo, che ne so, vorrei fare un sub day, un gioca con la chat. Ma come cazzo faccio, raga? Cioè, ma come faccio? Cioè, non posso, non posso fare. Già che sono full di amicizia, quindi accettare i nuovi è un casino. Poi si buggano, non vi trovo online. Questo utente ha disattivato gli inviti. Questo utente non ha abilitato la funzione crossplay. Cioè, io già li so tutti sti problemi. Per chiave 3 anni che mi punge la minchia, raga. Ormai esperienza queste. Queste tutte esperienze. Quindi anche volendo non posso farlo. L'unico modo ora di giocare insieme sarebbero le private. L'ultima volta che ci abbiamo provato eravamo 23, quindi non è manco quello che posso fare. Ancora stai installando tu? Mamma mia, terribile, Mirko. Guarda questo qui, nel pre-partita già si mette nell'angolo. Cioè, girassi una testata. Facessi devo andare alla stessa skin, andare in realtà. Cioè, nel pre-partita si camperano, raga. Nel pre-partita. Manco che fosse torneo 100k. Allora. Ma stasera è impossibile, Giovanni. Altro che in difficoltà. Stasera tutti i problemi che ho visto. L'aggiornamento, il menu. Grazie Fada per l'abbonamento a livello 1. Guardalo lì. Adesso i 10 cm in più non li guadagni tu, ma Pippo. E quindi ti fa comodo comunque. Guardala lì. Ecco perché si è abbonata. C'è pure la boccettina di vasellina in omaggio, quindi guarda lì. Che vantaggio. Eccomi. Oh, mi sta sudando il monitor. Che cazzo è successo? Ah, War. Ma le armi ci sono? Sì. Oh, scende gente davanti a te, Modesto. Cioè, non proprio davanti, ma verso market. Sì, a market c'è un casino, ragazzi, ci sto andando. C'è il mondo. Cioè, raga, tutto il caricatore ed è vivo. Dai, questo scende con la pistola e mi fa. Questo invece è morto subito, l'ho pure confermato. Con quale logica? Stessa arma. Da me? Ah no, sei tu, Pippo. Madonna. Occhio bombardamento, raga. Davanti a noi. Questo mi Per prende. terra. Aspetta, mi riparo un attimo in casa. Ma buongiorno, buon uomo. Ah, ma fanculo. È immortale quando li devi confermare, lo so. Hanno Attenzione. munizione d'assalto. Suoro di tutti i frati. Allora. Andiamo al market? Posso sbagliare, ma sento robe da quel lato. Vediamo se l'audio si è migliorato in Non mi sbaglio allora, perché ho sentito di nuovo lo stesso suono con questo nemico, quindi sono due. Che tu sei la giusta. Ma che mi sale le scale storte. E non faccio danno, non faccio danno. Mamma mia. Che culo, raga. Quanti soldi abbiamo? 23k, raga. Possiamo fare il lobby. Andiamo verso lo shop. C'è gente allo shop. Terra 1. Anche gli altri li sento qui. Ce n'è pure un'altra. Mine. Oh, non muo... Ma dai, raga. È one questo qui, vi prego. Non ci credo, raga. Siamo morti. Oh, tutto. Ma non moriva questo, raga. Ho notato che non li faccio. Guarda, era già one.
Io ne ho messi. Ma scusa, ne ma li avevo ave- messi a terra 2, ma Appunto, come cazzo è possibile che erano tutti in non piedi? li abbiamo confermati. Vabbè, ma Non li abbiamo Dio mio, io ci confermati. metto 3 ore per autorestarmi. Loro che cazzo è? Risorgono, che cazzo è? Gesù. Magari avevano la sacca medica. C'hanno la madre medica. Medica. Ma porca. Dio mio, no. Daniele Romeo. Buonasera, brother. Dio mio, il PC io in totale ci ho speso quasi 3.000, ma non vale 3.000 oggi. Allora, Io, fratello. Warning è l'unico player che non è mai buggato su sto gioco, ti giuro. Da quando ho l'amicizia di Warning, mai si è buggato. Mai, non so come. Armi strane, armi giù. Armi strane, se vedi le lobby, bro. Come molesto. Io non ho paura delle lobby, fratello. Come molesto diventi, bro. Non si riesce a caro nei capiti. No, bro, pazzesco. Fidati. Le lobby ma perché siamo senza VPN? Non possiamo attivare, non possiamo fare niente. Quella di molesto non funziona. La mia, da quando hanno aggiornato il gioco, non si attiva Lagofast. Perché Lagofast tu la attivi e poi fai avvia gioco da Lagofast, no? E ti apre Warzone. Adesso con l'aggiornamento ti apre quella specie di menu che poi ti porta a MV2, MV3 o Warzone, capito? E quindi è come se fossi in VPN nel menu. E basta. Poi appena apro Warzone ti cambia la schermata. Solo che prima era successa una roba con Pippo. Prima c'era una schermata diversa. Ho cliccato Warzone e non mi ha chiuso il gioco e l'ha riaperto. Ed ero lì, per quello poi ho detto minchia, ora provo a riattivarla. Ma invece no. Guardate un attimo il gruppo WhatsApp. È un casino. Gruppo WhatsApp. Attenzione. È la prima partita da mia signori. Bella cazzo, bro, la prestazione. Finalmente non hai più il frigorifero vicino. No, Chiama ce l'ho quanto? sotto il tavolo adesso. il Chiaro che frigo. poi, raga, non sembra, però calcolando che l'altezza della scrivania è di norma di 73 centimetri, minchia, il PC è quanta la scrivania, perciò è gigante. Molesto, vabbè, pure tu l'hai visto di Sì, sì, in testa. è gigante il PC di Word. Oh, l'unica speranza, raga, può essere che le quartetti vadano meglio. Già dalle skin sono tutti tronchi, raga, le skin. Tutti, Izzy, tronchi, guarda, tutte skin infernali, tutte con le armi da 1000 anime. Queste sono le mie lobby, raga, rendetevi conto quando guardate poi gli altri streamer, eh? Rendetevi conto di quello che trovo io. Queste sono lobby normali che un player normale che non lo so, tu apri Warzone, Gente starti una sdraiata. partita, trovi che tutti livello 1110. Ma le mie lobby sono, raga, il cancro del gioco. È sempre così, io mi salvo grazie alle VPN. E in più non faccio manco danno nelle mie lobby. Ci sono 1000 colpi che non entrano. Come su Ashika, raga. Quel nemico lì che l'ho sparato col pompa a 1 metro e lo oltrepasso, bro. È uno scandalo. Ma quello è vero, io ho dovuto clippare una roba che tipo mi ha sparato, ma i colpi andavano contro il muro e No, ma pazzesco. No. Cioè... poi a me prima che non ha rivedendo la sparato. clip non aveva proprio il mirino sul mio corpo. Sì, sì. Mamma mia. Cioè la VPN infatti anche se ti va a trovare lobby di merda, almeno a livello di server è più stabile. Perché sta roba che uno ci mette 40 colpi per uccidere un nemico, quella è tutta latenza, eh. Parti. Mica. 2 qui davanti. Ci sono 3 team dietro. No, no, quanti sono? Quanti sono? Uno è a terra, li si stanno autoressando tutti. Guarda questo che piazzamina. Sono dovuto scendere. Ma almeno una kill me la sono portata. Beh, uno a terra, No, 0. uno confermato e uno mica. Lì ce n'è uno col cecchino. Non ho più piastre. Oh, cassa. No.
sono due qui sotto, cazzo. Uno C'ho tutte armi del cazzo, ma io che cazzo devo fare? Ah, Dio. No, focus. Ah, Yeah. Gente lì sotto. Ma io non li vedo, raga, vi ma giuro. vabbè, ma che cazzo è? No, no, io non li vedo, raga, vi giuro che io non vedo niente. Buscia sta, però ne hanno fatto. Che cazzo te trovo solo armi di merda. Oh, a terra uno non so come. Craccato. Dai, non ho armi, bro. Non so cosa fare. Give uppate. Dammela un'arma buona, porco del tuo dio, gioco di merda. Gente sopra qua. Laserano. Quanti stai? Non ho manco il tempo di girarmi a dirti ok. quanti sono. Soltanto che sono morto, perché ora mi pushano qui, sono senza piastre. Già non faccio niente con le piastre. Sempre mitraglioni, e dammela un'arma decente. Porca miseria. No, vabbè. Senza parole, mi ha fatto un drone bomba. Ah, vabbè, give up. Eh sì, per forza. E War, confermati ora prima di dargli la posizione dove Sto sto. confermando, bro. E qui hanno già preso 2 lodi. Ti pusha uno. Cioè, questo è... Oh. Manco visto. Non li vedo. Ne ho atterrati, non lo so, 15 da qualche Terra parte. uno. Oh, ma questo, ma come cazzo fa col... Oh, bro, con una pistola, no, sbagliavo un colpo questo. Cioè, guarda, 5 persone che mi sparano. Provo il lodi. Stranissimo questo, raga. Questo che si chiama 2-2-2-2-2, questi player, raga, non mi convinco. Questo con la pistola, raga, mi stava facendo talmente non cannava un colpo, raga. A terra uno. Porca puttana, mamma mia, che draghi. Provo il loading, è safe. Niente. Sì, Devo prendi. andare. Ok, mi sparano. Bro, porca madonna. Mi sparano da quel lato lì. L'ho visto. Dai, la Claymore sotto. Mi mirano. Che alla faccia che era safe. È pieno di gente qua, hanno tirato pure una smoke. Questi sanno di me. Ah dai, raga, dai, non è normale questo qui. Ma guardami. Sì, non lo sapeva. Ma porca puttana, ma ti traccano da ovunque. Non solo. Tutti a me mirano. Poi non c'era nessuno al loadout, ragazzi. Siamo scesi noi, il panico. Give up totale. Cambio totalmente zona. Al lobby non si può andare. Minchia lobby di merda, ormai è una gioia no, sto gioco. Ma poi tutte le armi di merda li trovo io, ma è pazzesco. RPK e cecchino tutta la vita. Tutta la vita, mai un MP5, una Vel, che cazzo ne so, qualcosa di veloce. Già che sto gioco è lento, per cazzo ne so. Cioè, va come camperano il loadout. Ecco. C'è più nessuno che mi vuole sparare. Però sto provando ad andare verso lì, raga. Incontriamoci
Al viola. Sì. Queste armi merdose che ho. Mitraglietta. Possiamo fare il lodo... No. Sotto di me c'è gente, raga. E ovviamente vanno di mira. Ce n'è un altro sopra. Sopra. Oh, è sopra un flyer. Flyer. È appena atterrato, è qui, è qui, è qui. Un altro sotto. Anche di Maria. War l'hai fatto? L'altro è qui. Tutti one. C'ho pompa e cecchino. Dove sono? Dove sono? Non ci sto. Oh, cecchini davanti, cecchini davanti. No, pure da... Non è possibile. Da sotto il ponte. Affanculo, a terra. Lì ce n'è uno a terra. Andiamo tutti, raga. Mamma mia, che partita. Ce n'è ancora uno qua. Se lo sono appena fatti qui. Sì, l'altro è in acqua, l'altro... Ce n'è uno in acqua in teoria. No, mi hanno Sparano fatto, da ogni lato. Si sta arrestando qua davanti a me. Lo sto arrestando. Che non lo vedo. Non lo vedo. No, dai. No, dai, c'ha la ma che- pistola, c'ha la pistola in acqua. Poi potevi pingarlo che non vedevo un cazzo. Non si vedono manchi i ping, l'hanno fissato. Vabbè, va, tutti a me, devono Prego, sparare. resisti proprio, sei da solo, sei da solo. 8 secondi. Poi fermo qui in caso. C'hai il coso per... che non è il drone quello che ti solleva, quello lì, eventualmente scappi così. Sì, ma c'ho il cecchino Occhio. che mi mira da lì. Eccolo. Madonna. Cioè, mai viste ste robe. Torniamo qui, Il lotto quanto costa con i saldi, scusate? 20.000. Ma con i saldi non lo so. Dai. Non riesci neanche a scendere già che ti laserano. È indecente, raga. Poi, quando su ogni cassa trovi un mitraglione... Ciao, mi hanno chiuso in 14. Mi hanno chiuso in 4. Audio? War, mamma mia, che i passi li hanno... Bro, ma lo noti la differenza audio? Sì. Abbiamo 21k, lo dà, raga, abbiamo i soldi. Vai, sopra c'è uno shop portatile. Allora sì. Abbiamo gente lì, Sono salito sul tetto. Sono davanti allo short. Mi hanno avvistato. Colto nemico in Gente arrivo. anche lì. Gli ho tirato un bombardamento, dai. Così possiamo vedere. Vai, mi servono i soldi. Ah, tanto ora ci pushano in 15 ore. Munizioni? Scusate, diavolo. Traccato. Se potete una cassa limoni. Non ce la faccio, vi lascio i soldi. Molesta. Gente qua sotto. Traccato Terra, uno. terra. Gli mando il drone bomba.
Stecchino da dietro. Raga, non li pre... Pieno, raga, dentro il benzinaio 3. A terra. Qua, vi prego. Ma quanti ma che non è possibile, sparate questi, raga. A terra. C'era un team su sto tetto, raga, ma veramente? Bro, ci Lo sono sta morto. ressando. Raga, pusciamoli Lo sti sta stro... restando. Minchia, c'hai un res, Modesto, tu c'hai un res. Grande, bro. Madonna, ci andrei direttamente. Al benzinaio sono. Crossano. Qua c'è un bel... Sopra, Ah, no, non è sopra dove è un... morto Sly pure qua. Eh, A terra. arrivano da sotto anche, eh. Qui a terra. Non ho più piastre. Oh, mi mirano. Ma è sopra questo. Ma dai, da sopra è arrivato questo qua. Raga, io ho gente qua da me, per favore, una mano. Siete solo... No, sì, ma dai. Io sono morto. Oh, raga, questi sono gli unici che sanno stare in veramente... Cioè, 4 persone in un metro. Cioè, veramente, sono ridicoli questi. Cioè, guardali. Tutte con le stesse skin. Pazzesco. Pazzesco, raga. Ma bro, ma Franco, ti rovini solo la giornata a giocare con me. Ma guarda che ti rendi conto che lobby troviamo? Qua manco ti puoi muovere, bro, fidati. Fidati. Bengala. Pusha. Poi guarda con quale convinzione. Dai. Sì, già sanno tutto, bro. No, non ce la faccio. Dai, l'ultima, raga. L'ultima e basta. Oggi è proprio serata pazzesca. Che davvero. Sarà dopo l'aggiornamento che di solito si sminchiano sempre così, ma non è possibile incontrare tutte ste lobby sempre, di continuo. Mai una lobby, ma non dico di bot, giocabile, gente così, versatile. Cioè che gente che non li puoi prendere per il culo, però di sicuro che almeno te li puoi fare, no? Qua non solo sono dei draghi loro, ma anche il modo in cui giocano. Gente che ti pusha in 4, 5 in una stanza. Il loadout e gli shop sono sempre mirati, le mine piazzate ovunque, cioè, dai. Questo è proprio rendere la partita ingiocabile, è un insieme di cose, non è soltanto il player in sé. E poi ti vai a guardare a certe teste di minchia e trovano la gente FK, mamma mia, qualche volta. Ammela non a incontrare tutte. Glielo dico di presenza. Come fanno? Dai, io li prendo per le balle e li alzo di peso. Minchia, bro. A Milano lo dobbiamo prendere. A Coricuio. Spero che mi hai capito. Ovvio. Minchia, lo dobbiamo prendere. Gli dobbiamo dire dal vivo come fa a trovare certe lobby. E ce lo deve dire per forza. Per forza ce lo deve dire. Tornerò da Milano, raga, con la soluzione. Mamma mia, sta lobby forse... Come la vedete? Di solito, raga, che poi di solito l'ultima chiudiamo sempre in bellezza, vi immaginate? Quindi
Ma finora quante win avete fatto? 0. No, allora, raga, bisogna chiudere in bellezza, Dai, cazzo. Oddio, cazzo c'è? Il paladino. Sì. Allora. Stavolta pingo io, raga, dai. Andiamo a zoo, proviamo a zoo. Bentornato, pisellino arrabbiato. Farai un vlog? No, vabbè, vlog no, però tramite le storie così vi aggiorno sempre sulle minchiate che facciamo. Ma te la fottiste, infatti. Basta, raga, sta partita voglio concentrarmi, anche perché devo parlare piano, che già che diamo ma seduta a casa scupa, se no. Ma sono tutti i vostri passi questi qui sopra o c'è gente? Non penso che siano i nostri. Che ormai viene l'ansia, c'è una cassa di piastre qui. Ci vado. No, ma c'è gente. Fatto, gli altri sono sotto là. No, c'è gente anche lì. Sì, ma sotto, aspetta, io non ho capito. Sono dentro l'edificio qua. Raga, come sono tutti Ne terra sdraiati. uno sopra. Minchia, proprio con i piedi in faccia. Sopra di noi, Il bombardamento mi ha preso, manco mi ha avvisato. Occhio, ce ne sono altri. Dove? E qua in teoria sopra. Ma dai, ma che cazzo che non salta sul tubo? Possiamo fare il lobby Ultimo pure, qui al 4. Siamo fuori safe, raga. Caso andiamo verso lo shop mentre facciamo il lobby, vedete? Occhio lì, molesto. Lascio i soldi allo shop. Ma siete così troppo fuori safe? Io pensavo mentre andavamo in safe sull'altro shop. No, minchia. Gente da me. Ma, ah no, è un'esca. Che me l'ha tirata st'esca? È appena scappato lì dentro. Attaccato. Ma siete andati, raga, indietrissimo. Più di uno, Io vado da sopra. Arrivo. Tiro un Sono grappolo. messo adesso. Ma dai, è qui dentro, raga, vi prego. Sotto. Grande. Sti ratti. Raga, la safe. Veloce. Ma porca madonna, ma che ne merda. Chissà passò comune. Vi immaginate un colpo di bazooka ora? Ah beh. GG per chi lo lancia. Mamma mia, ragazzi, scendete perché sta auto qua veramente. Solito un nemico in arrivo? Davanti a noi? A terra. Raga, c'ho uno sotto. Fatto. Madonna mia, bro. Cioè, ma tutti... C'è un team dall'altro lato, C'è un team dall'altro lato. Vi rendete conto, eh? No, vabbè, mi hanno sciolto. Che è qui a Lodi? È lì. Eh,
No, la granata. Che avremmo potuto fare il loadout 15 volte. Siete andati a pushare quelli. A terra uno lì. Ah, Dal mi tetto spara dietro di voi, raga. da sopra. Che Sì, ma veramente. mi sta pushando. Dai, dammi un'arma. C'è un drone bombesta. Tanto è mio, non vi preoccupate. Ma dai, ma non è possibile questo, eh. Ma non ho più piastra, che cazzo devo fare? 2 sotto. 3 sotto, 2 a terra. Ma dove sei, War? Sotto, sotto. No, mi ha fatto. Ci sono restati tutti. No, non ci credo. Sì, pure qui. È che siamo splittati, raga. Io appena ho detto sotto, guardavo molesto che era su un altro edificio. Dobbiamo giocare insieme, raga, però. Io ti ho anche detto che ero senza piastre e che dovevo andare a cercarle. Loadout come Pippo? No, niente. Sì, questi qui. Sì, vabbè, 3 ore che sono qua, questi qui non se ne andranno mai. Raggiungo qua. Spero che lo potevamo fare il loadout, raga, lo potevamo Però ne ho fare. fatti 2 su 3. Mi sono finite le munizioni di tutte e 2 le armi. Dai, io give up, raga, dai. Ma uno è andato al lobby. È pieno il lobby, è Cazzo. pieno. Beh, c'è un cecchino serio. No, col pompa. Eh sì, perché tu da laggiù mi fai col pompa, no? Ma dai. Audio, c'è gente da me? Ah, quella di Pippo. Io non capisco. Dove vado io c'è sempre un team. Cioè, è pazzesco. E io ne faccio uno e sempre mi fa l'altro. Sti cazzi. Basta. Sono rotti i coglioni, raga. Basta. Io arravaio. Mamma mia, lobby ingiocabile. Esci, manco sì che un è buono, manco peggiorire su sto gioco. Signori, io vi saluto, grazie per la compagnia. Bella, bella, raga, bella. Grazie Pippo. Ragazzi, vi saluto a tutti. Grazie a te, grazie a te. Ok. Ragazzi, ci vediamo domani. In live sempre a quest'ora. Speriamo che domani le lobby non sono così, mentre io vedo di risolvere per la VPN, perché come vedete è ingiocabile. Niente ragazzuoli, vi mando una buona notte. Mi viene, ti giuro, non ho parole per stasera. Dai, buonanotte ragazzuoli, un bacione. Ciao belle mie.